Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 30 aprile per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti i focus in questa giornata, in questo sabato. Ci occuperemo di sicurezza stradale, di politica, di questo ultimo giorno di restrizioni. Da domani si cambia registro. Ma come sempre partiamo dalla cronaca. C'è un'ultima ora che devo darvi e ci porta a Nervesa della Battaglia per l'ennesimo incidente sul luogo di lavoro. Un operaio è stato investito e schiacciato da un muletto nella tarda mattinata. Si tratta di un brutto trauma a una gamba e rischia la subamputazione del piede. È stato trasportato con elicottero a Treviso in codice 2, che è un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita, ma per l'appunto rischia la subamputazione del piede. È successo in un'azienda che si occupa di siderurgia in via Foscarini 44 e c'è anche un incidente sulla strada di questa mattina a Mestrino. Siamo nel Padovano, dove un anziano di 80 anni è stato investito da un furgoncino che viaggiava appunto in centro, portato in gravissime condizioni in ospedale. L'anziano è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale all'altezza della zona industriale. Questo quindi a Mestrino nel Padovano. Padovano tra l'altro scosso da un'altra tragedia nel tardo pomeriggio di ieri nell'Alta Padovana. A Villa del Conte una ventenne ha perso la vita. Paola Zonta aveva compiuto 20 anni meno di 10 giorni fa, il 21 aprile. La sua giovane vita si è fermata venerdì nel tardo pomeriggio ad Abbazia Pisani di Villa del Conte, lungo via Commerciale, la strada che collega Loreggia a Campo San Piero. Guidava una Fiat Punto diretta a un ritrovo con alcune amiche e forse a causa di un malore o di una distrazione ha invaso la corsia opposta, schiantandosi frontalmente contro un camion. La ventenne, impiegata, che viveva con la famiglia a Santa Maria di Cittadella, è morta sul colpo. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha potuto solo decretare il decesso della giovane. Sul posto anche i vigili del fuoco arrivati da Cittadella, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Illeso l'autista del mezzo pesante. Andiamo nel Vicentino, dove è stato arrestato per violenza sessuale un giovane e ad accusarlo è stata un'amica. Un giovane 22enne originario del Mali, residente in provincia, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale. Ad accusarlo una ragazza ventenne di origini senegalesi residente nell'Alto Vicentino, con la quale il 22enne aveva stretto un rapporto di amicizia. I fatti risalirebbero ad ottobre 2021. In quel periodo la ragazza aveva denunciato ai militari la violenza subita. Immediato l'avvio delle indagini che hanno portato i carabinieri ad acquisire elementi concreti e circostanziati per avvalorare quanto dichiarato dalla vittima. Il quadro indiziario, che alla fine si è composto nei riguardi del ragazzo, ha convinto il GIP di Vicenza ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ieri mattina i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, con i colleghi della compagnia di Schio, hanno dato esecuzione alla misura cautelare. Ecco, vi do proprio un aggiornamento e ringrazio Lina Paronetto dalla redazione. L'incidente sul lavoro di cui vi parlavo a Nervesa della Battaglia si è registrato presso l'azienda di trafilati in alluminio Voestalpine alle 10:30. L'operaio si è infortunato con interessamento degli arti inferiori con probabile schiacciamento. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sanitari Spisal e i carabinieri della compagnia di Montebelluna per tutte le indagini. Ma la cronaca ci porta anche a Venezia, dove quello di ieri è stato un pomeriggio di paura per lo scontro tra vaporetti. Da Venezia è collegata con noi la nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno, ecco, con questa inquadratura vi facciamo vedere dove siamo esattamente, al Ponte delle Guglie, dove si è verificato l'incidente di cui appunto hai dettagliatamente parlato, Cristian. L'incidente si è verificato all'imbarcadero, cioè alla fermata del vaporetto che vedete accanto a me, alle mie spalle.
E perché si è verificato? Queste sono indagini ancora in corso e che vedranno nella giornata di lunedì la visione dei filmati, viste le tante telecamere presenti qui in zona tra gli agenti della polizia municipale, visto che le immagini fanno riferimento a quelle acquisite dalla Smart Control Room che fa capo appunto alla polizia municipale di Venezia, che si trova al Tronchetto, con la Capitaneria di Porto e naturalmente i vertici aziendali della CTV con il direttore Giovanni Seno, che noi abbiamo contattato telefonicamente giusto poco fa. Ecco perché abbiamo queste notizie in anteprima. L'incidente è avvenuto proprio all'imbarcadero che vi sto indicando con il dito, quando un vaporetto andava e uno veniva, quindi viaggiavano ognuno nella propria direzione per quanto l'una opposta all'altro. È da capire perché si sia verificato questo incidente. Appunto nella giornata di lunedì ci sarà questo summit per visionare le telecamere e capire che cosa sia successo. Vediamo che però questo è un tratto del canale molto trafficato. Ci sono i vaporetti, ci sono le imbarcazioni private, vedete anche attraccate altre imbarcazioni alle mie spalle, c'è questa del trasporto privato per quanto riguarda non so, per quanto riguarda le merci ad esempio, o anche i traslochi stessi. Intanto vedete, è molto trafficata questa zona, quindi lo spazio di manovra per i vaporetti risulta essere piuttosto risicato. Ecco che forse questo è uno degli ipotetici motivi alla base di questo scontro, che lo ricordiamo ha visto ferita una turista, una ragazza, perché colpita dalle schegge dei finestrini che sono andati in frantumi quando un imbarcadero è entrato con la prua nella poppa dell'altro, rompendo i finestrini e mandandoli quindi in frantumi, con le schegge che hanno colpito al volto, sebbene in modo non grave, questa turista, che è stata subito soccorsa. I dettagli ve li forniremo più ampiamente nel corso del TG della sera e naturalmente anche nella giornata di lunedì, dopo l'incontro che ci sarà con ACTV, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale per visionare queste immagini. Anna Maria, grazie infinite per tutti questi aggiornamenti, ovviamente tutti i dettagli da Venezia, non solo questa sera a partire dalle 19 nel nostro TG Venezia. Adesso però vedo collegata la nostra Francesca Bozza da San Fiora. Ieri sera nel corso del telegiornale vi abbiamo dato la notizia dell'ennesima rapina ai danni di un anziano, un novantenne, ed è ancora caccia al bandito. Ma dacci tutti gli aggiornamenti, Francesca, buongiorno. Buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. Io intanto ringrazio il sindaco Giuseppe Maset. Buongiorno sindaco. Lo abbiamo sottratto ad una cerimonia, faccio un breve accenno. Oggi qui in piazza San Piero è stato inaugurato il busto realizzato da Carlo Balliana di Guglielmo Marconi. È il primo busto realizzato che è stato posto in una piazza italiana. Questo è un record per San Fiore, però come hai detto tu, oggi a San Fiore è una giornata di shock per quello che è accaduto ieri pomeriggio a questo anziano novantenne. Un uomo si è presentato nella sua abitazione, ha suonato il campanello, si è presentato come un incaricato dell'INPS. Purtroppo questi sono uno dei sotterfugi che vengono spesso utilizzati quando di fronte c'è un anziano, sempre potenziali purtroppo vittime di queste persone senza scrupoli. Si è fatto aprire la porta di casa, è stato talmente convincente da portare l'anziano, da spingere l'anziano ad accompagnarlo in camera da letto. A quel punto, e qua saranno i carabinieri a ricostruire quanto accaduto, non si sa se l'anziano abbia reagito capendo le intenzioni dell'uomo o se invece il bandito lo abbia spinto facendolo cadere a terra per poi rubare il denaro, i contanti che c'erano, oltre 2.000 euro, per poi scappare lasciando l'anziano a terra. È stato trovato con naturalmente sotto shock, alcune ferite, ed è stato accompagnato poi all'ospedale questa mattina intorno alle 11, ha fatto rientro nella sua abitazione. Ci dicono c'è pochissima voglia di parlare in via Mazzini, c'è pochissima voglia di parlare anche tra i vicini. È stato accompagnato a casa da un vicino che ci dice che a microfoni spenti è molto provato, è scosso, è molto indebolito. È una vicenda che naturalmente ha scioccato tutti, perché ancora una volta sindaco, ma si vanno a colpire gli anziani con dei raggi, addirittura poi
che finiscono con una rapina e con la violenza. Purtroppo siamo qua di nuovo a commentare queste negatività della nostra società e dobbiamo ancora dire che in questo caso siamo stati fortunati se pensiamo a Pieve di Soligo cosa è successo, e quindi perché hanno trovato i soldi e se ne sono andati, però veramente dobbiamo veramente impegnarci a correggere questa nostra società che ormai questi esempi sono inaccettabili, le persone fragili, gli anziani, queste cose qua. Noi dovremmo essere una società progredita, abbiamo una storia infinita alle spalle, abbiamo eroi, abbiamo inventori, abbiamo di tutto. È veramente triste dover commentare questi avvenimenti. Io mi auguro veramente che, non so come, ma con la cultura, con l'esempio, con qualcosa di... dobbiamo rieducare la nostra società, perché spesso queste persone, se non sono giovani, sono sicuramente non anziani, e poi altre disastri li fanno anche i giovani. Noi veniamo recentemente da quel capannone dove sono caduti per andare a fare le bravate, capite? Quindi mi unisco veramente al dispiacere della popolazione, perché è veramente dispiaciuta di queste cose, e auguriamoci che in tutti possiamo riuscire a superare questa cosa. Sindaco, lo vede come un fatto isolato o può essere la spia di un allarme sicurezza che riguarda non solo San Fior, perché insomma noi che ci occupiamo di cronaca ogni giorno episodi più o meno gravi li raccontiamo nei nostri telegiornali quasi quotidianamente. Sì, ma sono episodi che poi capisci chi è preparato, diventano esempi per chi è preparato a delinquere, per cui sono sempre pericolosi, e ancora anche su questo bisogna tornarci a dire che bisogna lavorare insieme su area vasta, e quindi anche su questa tematica qua muoverci tutti assieme come sindaci, come comunità e quant'altro, perché altrimenti un comuneto alla volta vorresti mettere un sacco di telecamere, non ci si arriva, eccetera. Bisogna lavorare anche sul tema sicurezza dei comuni, anche nell'installazione perché poi sappiamo che anche a livello proprio economico i comuni arrivano fino a un certo punto, magari assolutamente con dei consorzi sul tema sicurezza si potrebbe ragionare più in grande. Sì, sulla sicurezza, ma soprattutto nel sociale, perché questo è un tema del sociale, il tema sociale entra su tutto, quindi è proprio un grande e grosso lavoro da fare dentro all'ambito territoriale sociale, che è costituito da 28 comuni, e trovare veramente un dialogo proficuo per lavorare su questo settore tutti assieme. Cristian, questo insomma è la cronaca di quanto accaduto ieri, e se non hai domande io lascerei andare ai suoi impegni il sindaco Giuseppe Masetta, che è stato veramente molto gentile, e naturalmente poi ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto ieri pomeriggio nel corso dei nostri telegiornali serali. Francesca, grazie davvero, grazie a te e al tuo ospite. Vi devo dare un aggiornamento molto grave che arriva dal Padovano. Vediamolo insieme. La notizia è stata diramata da poco e anche confermata. Un giovane paziente originario di Codevigo, Padovano, è giunto nelle prime ore di questa mattina già senza vita presso il pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova. Il decesso è sopraggiunto mentre il giovane paziente veniva trasportato dall'ambulanza del SUEM 118 di Piove di Sacco in codice rosso verso la struttura padovana, dove è giunto alle 5:50 di questa mattina. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa provinciale del 118 veneziano. Raggiunta l'abitazione, i sanitari hanno trovato il bambino senza conoscenza a seguito di una severa crisi respiratoria. Dal 27 aprile, secondo i primi accertamenti, era risultato positivo al Covid. A seguito di un tampone effettuato a Chioggia è stato richiesto un riscontro diagnostico. La notizia, tra l'altro, lo possiamo vedere insieme, appena stata riportata proprio da pochi secondi anche dal Gazzettino.it, che dà alcuni dettagli. Si tratta appunto di un bambino di 6 anni, Francesco Pascetta. Questo quindi il quadro che appunto andrà appurato nei prossimi minuti, tutti gli aggiornamenti nel corso di questa edizione. E adesso ritorniamo nel Trevigiano per raccontarvi una storia davvero particolare, quella di un pensionato che ha svolto un'attività, diciamo così, che non rientra tra quelle consentite. Vediamo.
Per arrotondare la pensione aveva affittato un piccolo appartamento nella piazza di Villorba a delle prostitute che lo utilizzavano come base per la loro attività. Un 62enne del posto è finito nei guai, è indagato per favoreggiamento della prostituzione. Non è chiaro se l'uomo si fosse reso conto di commettere un reato così grave quando aveva contattato le lucciole che avevano lasciato degli annunci su alcuni portali internet di incontri. Piazza Vittorio Emanuele a Villorba non è lontana dalla Pontebana, dove il mercato del sesso è da sempre particolarmente fiorente. Un meccanismo andato avanti fino a un paio di anni fa, quando i carabinieri, sollecitati da più segnalazioni sullo strano andirivieni dall'appartamento, avevano accertato che l'alloggio veniva utilizzato da prostitute e clienti e scoperto che questo avveniva previo pagamento dell'affitto al padrone di casa. Anche 300 euro a settimana oppure 50 al giorno, un giro d'affari per il 62enne dai 3.000 ai 4.500 euro al mese, ora è stato rinviato a giudizio. Mancato incasso di 200.000 euro, denuncia l'acquirente di 2 auto di lusso per truffa, ma la querela non viene trasmessa alla Procura della Repubblica e il reato finisce in prescrizione. Denuncia per truffa persa di vista per 6 anni e il caso va in prescrizione. La disavventura è toccata a un 60enne trevigiano, ora residente all'estero, che nel 2014 aveva ceduto in conto vendita a un conoscente 2 auto di lusso, una Porsche e una Ferrari, per un totale di 200.000 euro. Un affare che sembrava sicuro, i due si conoscevano da tempo, nessun sospetto che l'acquirente potesse sottrarsi al pagamento di quella pur cospicua cifra. E invece l'importo non è stato versato e nel 2016 il 60enne ha sporto denuncia alla Guardia di Finanza veneziana, ma il deposito in procura per la successiva trasmissione per competenza territoriale a Treviso ha impiegato addirittura 6 anni e quando è stata finalmente ricevuta la querela è stata per forza di cose archiviata, tanto che il reato nel frattempo è andato prescritto. Al truffato, sconvolto e deluso, non è rimasto altro da fare che cercare di rivalersi in sede civile per rientrare almeno parzialmente dei soldi persi. Nel veneziano, per parlare del furto di una borsetta che è costato più di un semplice scippo ad un commerciante di Jesolo. È stata un'azione rapidissima e che ha provocato più danni di un semplice borseggio, quella subita da una commerciante di Jesolo che si è trovata il conto corrente svuotato da una decina di prelievi avvenuti in breve tempo uno dopo l'altro. L'operato dei borseggiatori è stato talmente abile che la donna si è accorta del furto della borsa solo al rientro a casa, quando oramai al primo raid predatorio, quello che le era costato la borsetta, era già seguito il secondo, quello che aveva preso di mira il suo conto corrente. Attraverso una serie di prelievi i malviventi sono riusciti a portarle via circa 6.000 euro. Quando la vittima se n'è accorta, sul conto gliene erano rimasti appena una ventina. Purtroppo non c'era più nulla da fare se non sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Rimaniamo nel veneziano per parlarvi di un marinaio picchiato. Nuova aggressione alla CTV alle Fondamente 9 con un marinaio picchiato dal passeggero rimasto a terra da Murano e che dopo aver preso il vaporetto successivo, sempre della linea 3, dopo mezz'ora di attesa, ha dato libero sfogo alla rabbia per essere rimasto a terra a causa del sovraffollamento, riuscendo a raggiungere il marinaio in sosta nella saletta utilizzata dal personale CTV. L'aggressione colpendo al volto ieri sera il povero marinaio, un ragazzo di 27 anni preso decisamente alla sprovvista dal passeggero furioso. Il marinaio è stato subito soccorso dai colleghi. L'aggressione dopo lo scontro di ieri pomeriggio tra 2 vaporetti al Ponte delle Guglie, quando una turista è rimasta ferita. Tratto del canale, quest'ultimo, dove la navigazione è diventata molto difficile perché gli spazi di manovra risultano risicati a causa del traffico acqueo diventato particolarmente sostenuto, specie al mattino. Torniamo adesso a occuparci della morte di Ahmed, il 15enne trovato morto nel Brenta. L'autopsia ha confermato è morto annegato, ma restano moltissimi dubbi sui messaggi. La famiglia è convinta che il 15enne non fosse da solo quando li ha inviati. Ahmed è morto per annegamento. L'autopsia eseguita dal medico legale Andrea Porzionato dell'Università di Padova conferma le prime ipotesi degli investigatori. Il 15enne ritrovato senza vita nelle acque del Brenta tra Torre e Cadoneghe è annegato. Sul suo corpo non è stato rilevato alcun segno di violenza. Ora si attende solo l'esito degli esami tossicologici per capire se abbia assunto alcol o droghe. La procura continua comunque ad indagare anche per istigazione al suicidio. I poliziotti della squadra mobile di Padova hanno sequestrato
sequestrato la PlayStation insieme al cellulare del ragazzo. Alcuni dettagli delle ultime ore di vita di Ahmed, infatti, potrebbero essere nascosti proprio nella memoria della PlayStation con cui il quindicenne ha giocato prima di sparire nel nulla la sera di giovedì 21 aprile. La procura di Padova, che coordina le indagini, non vuole escludere nessuna pista, nemmeno quella del cyberbullismo oppure quella di qualche debito di gioco online che abbia preoccupato e messo in ansia il quindicenne al punto tale di pianificare di togliersi la vita. La polizia sta indagando sugli ultimi messaggi inviati dal minorenne, in particolare quello audio mandato all'ex fidanzatina. Nel finale lui le ripete più volte "ti amo". Forse Ahmed nelle ultime settimane stava soffrendo molto per questa storia d'amore finita. La famiglia è convinta che il ragazzo fosse in compagnia di qualcuno quando ha mandato gli ultimi messaggi. L'unica cosa che non ci convince è Ahmed uscito da casa senza internet sul telefonino. Comunque è per quello che chiediamo come mai ha mandato messaggi tramite il suo telefono mentre il telefono non ha internet. Quindi secondo voi potrebbe essere stato aiutato da qualcuno? Sì, di sicuro sì. Qualcuno ha condiviso con lui internet. Comunque non era da solo. Sicuramente non era da solo. La famiglia di Ahmed, che vive nel quartiere di Torre a Padova, sta organizzando con gli amici una fiaccolata per ricordare il ragazzo e per chiedere che sia fatta chiarezza sulla sua morte. Mi rivolgo a tutti i ragazzi, amici e compagni di Ahmed. Per favore, raccontate tutto quello che sapete sul vostro compagno. Per favore, abbiate pietà verso una madre che è dolorosa e dal dolore distrutta. Per favore, quello che è successo a Ahmed potrebbe essere successo alle altre. È necessario sapere cosa è successo perché queste cose non abbiano più da ripetersi. Un appello davvero accorato questo lanciato dalla rappresentante della comunità marocchina padovana. Di giallo in giallo andiamo a Trieste, è il caso forse del momento, quello di Liliana Resinovic. Il nostro vice direttore Ferdinando Avarino ha intervistato Claudio Sterpin che si è autodefinito l'amante di Liliana e ha fornito alcuni dettagli molto significativi. Ha detto: nell'area che va dalla casa di Liliana e Sebastiano sino all'area del ritrovamento del corpo nel parco di San Giovanni c'è un'unica cella telefonica, ma sentiamolo intervistato da Varino. Parlano tanto di queste cellule telefoniche, dopo va a finire che casa loro, l'ospedale psichiatrico tutto, un'unica cella fino a oltre la rotonda del Boschetto. E quindi che cavolo cosa serve? Cosa serve? No, lì ce ne sono almeno un paio. No, dicono che è la stessa, lo dicono, da casa loro a su, dove è stata trovata, al Boschetto. Come dire cosa che serve? la butto lì, che se Sebastiano avesse avuto dei comportamenti strani, questi, come dire, l'analisi del percorso attraverso le celle telefoniche non viene perimetrato? Cioè lui è in rotonda del Boschetto o a casa sua è uguale. o nel bosco su, è uguale. È uguale. Chi gli ha detto questo? Mi sembra Salvo... Il vicino? Sì. Il vicino di casa. Mi sembra che hanno un'unica cella. Ha avvertito una certa... come dire, tensione, preoccupazione? Io dico di no, perché cioè erano la solita Liliana. Io sto dormendo 3 ore a notte da 4 mesi, questa compresa, e probabilmente chissà quante avanti, per capirci. Poi mi addormento sul tavolo, come è successo prima, mangiando, guardando la televisione, faccio finta, invece poso la testa e prendo 10 minuti, per capirsi, perché non riesco a dormire e fare altro che pensare a cosa le è successo, ma veramente. La notte io mi sveglio, mi sono fatto il film. Che cosa le è successo? Le è successo che non si è suicidata, uno. Ecco perché tutte quelle cose delle scarpe... Io ho pensato anche a questo. Stamattina è venuto fuori il discorso delle scarpe, giusto? Ok. Allora, io invece sono convinto che lei è stata eliminata da qualcuno. Sono parole e dichiarazioni pesanti quelle rilasciate da Sterpin, il vice direttore Avarino. Allora, prima di andare in pubblicità vi do alcuni flash, perché appunto la cronaca come sempre incombe. Allora, vi ho già dato conto di questo operaio investito e schiacciato da un muletto a Nervesa della Battaglia, rischia la subamputazione del piede. È successo in un'azienda siderurgica. Sul posto
c'è stato l'elisoccorso e ovviamente Spisal e Carabinieri stanno indagando. È in pericolo di vita l'80enne investito poi questa mattina da un furgoncino lungo la strada regionale all'altezza della zona industriale a Mestrino nel Padovano, e ovviamente c'è la notizia proprio di questi minuti del bambino di 6 anni morto dopo una crisi respiratoria. Questa mattina è stato trasportato all'azienda ospedaliera di Padova, ma non c'era più nulla da fare. Questo bambino era positivo al Covid. Vi posso già dire che ci collegheremo con Padova, con il collega Guido Barbato fra poco, proprio per fare il punto di questa vicenda molto preoccupante. Noi adesso andiamo in pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta, eccoci per aggiornarvi su questo sabato a Nord-Est, che è iniziato, va detto, nel peggiore dei modi. C'è un incidente sul lavoro a Nervesa della Battaglia, un uomo in pericolo di vita a Mestrino dopo essere stato travolto da un'auto, e c'è soprattutto questo bambino di 6 anni morto questa mattina mentre veniva trasportato in azienda ospedaliera a Padova per crisi respiratoria. Era positivo al Covid. Fra poco ci collegheremo proprio con Padova con il collega Guido Barbato. Vi abbiamo aggiornato anche sulle indagini in corso, sullo scontro di ieri tra Vaporetti a Venezia e sulla caccia al bandito a San Fiora, dove ieri pomeriggio è stato rapinato un 90enne in casa, 90enne che ha subito delle ferite seppure lievi, ma tanto è stato lo spavento. Poi vi do un altro aggiornamento, perché è in corso proprio in questi minuti l'ennesima udienza nel processo Veneto Banca, il processo bis, quello per intenderci con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Siamo sempre a livello di udienza preliminare. Come sapete, la scorsa settimana la parola è passata alla difesa, si sono valutate le posizioni cosiddette minori, tutti gli indagati e gli accusati dicono che non ne sapevano nulla, che anche loro sono stati truffati. Oggi la parola passa per l'appunto all'ex amministratore delegato di Veneto Banca, quello che è stato definito più volte come il pesce grosso, un uomo solo al comando. Con queste le frasi, questa la descrizione fatta nel processo, nel primo processo, quello per aggiotaggio e vari reati di tipo finanziario. Sentiremo cosa dirà l'avvocato della difesa Ermenegildo Costabile. Sul posto c'è la nostra Daniela Sizia. Se ci sono degli aggiornamenti ci collegheremo con Daniela. Quindi questo per rimanere sulla cronaca giudiziaria. Ci lasciamo alle spalle, ma appunto qui è un nuovo inizio ogni volta, una settimana particolarmente difficile sul fronte degli incidenti stradali. È iniziata lunedì all'alba con lo schianto in Pontebana, dove è morta Samira, quella giovane 22enne di origini marocchine, residente però da una vita da sempre a Mareno di Piave, poi proseguita con un tragico schianto a Cessalto sulla 4 e ancora poi l'incidente di pochi giorni fa ha costato la vita ad una giovane donna di Vidora, una ventenne di Vidora, che è stata di fatto rimasta travolta, schiacciata da un carico. E ieri sera poi questa ennesima tragedia, sempre vittima una ragazza di 20 anni a Villa del Conte, una scia di sangue che sembra non arrestarsi e che continua a porre serissimi interrogativi. Facciamo il punto con due persone che conoscete perché sono spesso nostre ospiti, sono persone che ci mettono la faccia e che stanno
portando avanti anche delle battaglie non solo in nome e in memoria dei loro figli, ma anche in memoria e diciamo così in difesa di tutte quelle persone che magari non hanno voce. Romina Ceccato, buongiorno, presidente di ALBA, Associazione per la Sicurezza Stradale, mamma di Riccardo Laugeni, uno dei 4 angeli morti nel luglio del 2019 nelle vicinanze di Jesolo, travolti da un pirata della strada. Buongiorno Alain Fragasso, buongiorno, che è il papà di Jessica Fragasso, che il 30 gennaio scorso rimase appunto travolta accanto alla cugina Sara Rizzotto sulla 28, anche qui un pirata della strada. La vicenda giudiziaria in corso ve la stiamo raccontando in questi giorni. Romina, inizio da lei, le faccio sempre le stesse domande, me ne rendo conto, però questa è una scia di sangue senza fine. Sì, questa è una scia che non ha una fine, ma bensì ha un aumento. Ed è questa la domanda che io mi pongo sempre: perché c'è un aumento e non ci può essere una fine? Lo sai molto bene, io definisco sempre questi incidenti stradali come un'epidemia, che non hanno una soluzione. Non riesco ad accettare questa cosa, perché ci deve essere una soluzione. Dobbiamo trovare un sistema per arrivare a far capire a queste persone che si mettono in strada, come dico sempre, che cosa hanno in mano. Hanno una pistola che è già iniettato un proiettile dentro, che può partire. Vogliamo sensibilizzare, vogliamo fare qualcosa di utile, ma io non lo sto dicendo solo perché è mancato mio figlio, o perché sono mancati i suoi amici, o perché sono mancate anche Jessica e Sara, ma perché il dolore è grande, ma perché bisogna comunicare con queste persone o con chi ha la competenza di arrivare al governo, al potere, a tante cose. Una cosa che mi sto chiedendo ultimamente e appunto ne stavo parlando fuori anche con Alain prima, io non ce l'ho su con nessuno, tu lo sai che io sono una persona molto diretta e non voglio mai attaccare niente. Io considero tutte persone vittime, incidente sul lavoro, violenza sulle donne, qualsiasi cosa, ma mi faccio una domanda: perché le TV pubbliche, in generale di Rai e tutto quanto, non parlano molto di questa sensibilizzazione, di queste problematiche, di questi incidenti? Allora, non sto dicendo che sono meno importanti gli incidenti sul lavoro, certo, che una violenza sulla donna, perché a casa mia, nella mia associazione, la parola è uguale: vittima. Ma se non cominciamo a comunicare diversamente, a parlare diversamente, ad arrivare dove dobbiamo arrivare, all'alto, perché se non parte da loro, se non parte da chi mette in pratica anche le leggi, perché le leggi sono una cosa molto importante. Se io combino e mi ritirano la patente e poi sono fuori di nuovo, che messaggio sto passando a queste persone che si mettono in strada? E attenzione, perché la gioventù d'oggi non è la gioventù che eravamo noi, dove possiamo dire no, tu stai a casa, punto e basta. Dobbiamo collaborare. Quindi io dico, cari amministrazioni, cari governatori, cari deputati, chi cavolo è che ci deve mettere la faccia? Vogliamo collaborare insieme, perché quello che abbiamo in mano, e che è in mano non solo dei giovani ma anche nostro, è un dono, è la vita, vi viene data una volta sola. Alain. Sì, guarda, allaccio le parole che ha detto Romina, ha pienamente ragione. Bisogna cominciare a fare qualcosa, perché sennò veramente qua non è più finita. E come dice lei, quando ci si mette in macchina si ha un proiettile in mano e quindi bisogna stare attenti, e le leggi devono essere rispettate e devono essere... Cioè, è vero che una persona, dopo tutte le cose che fa, non può uscire cioè neanche andare in prigione, neanche un giorno, non può esistere una cosa del genere. Hai sbagliato e paghi, e quindi però giustamente, come ha detto lei, deve partire dall'alto, tutto qua.
Non si può fare altro, cioè bisogna che parti dall'alto per iniziare qualcosa, se no qua... Alenna, tu in questi mesi, diciamo che è successo tutto il 30 gennaio scorso, torniamo su quell'episodio, diciamo che tu eri presente perché di fatto hai assistito alla scena perché eri sull'auto che in qualche modo seguiva quella di Sara e Jessica. Ci sono state delle evoluzioni giudiziarie nei confronti di Dimitre Traikov, l'imprenditore 61enne di origini bulgare che ha travolto tua figlia e tua nipote. C'è in corso un giudizio, c'è una richiesta di giudizio immediato che è stata accolta. A sua volta la difesa di Traikov ha chiesto il patteggiamento e in subordine il rito abbreviato e ha dato anche, diciamo così, una offerta economica per le due figlie di Sara Rizzotto, che era stata dipinta come un risarcimento cospicuo, così era stato definito, ricco risarcimento, ho sentito anche questa parola, ma insomma parliamo di poche decine migliaia di euro, ma qui non è una questione economica e tu eri stato molto netto, ci siamo sentiti giovedì e mi hai detto al telefono noi non ci facciamo comprare. Sì, no, esatto, nessuna cifra può riportare indietro la Jessica e la Sara e non possono riportare indietro la mamma di Elena e Sofia. Sì, anche la cifra di 70.000 euro, sì, non la prendo, cioè io personalmente non la prendo neanche in considerazione, ma non perché, cioè proprio non, io parlo per mia figlia, ma per nessuna cifra riuscirei cioè non riuscirei a prendere per nessuna cifra per lei, cioè niente, cioè proprio la vita della Jessica non ha prezzo e idem quella della Sara. Perché poi sul tavolo ci sono queste richieste di patteggiamento, rito abbreviato e quant'altro che comportano poi degli sconti, di questo stiamo parlando e Romina ne sa qualcosa perché insomma nel suo caso il pirata della strada ne aveva in qualche modo beneficiato. Sì, è questo quello che io sto dicendo. Come ha detto il papà di Sara, di Jessica e tutti quanti, la vita non ha un prezzo. Non esiste il prezzo. Allora, io non condanno, perché tu lo sai molto bene, non mi sono mai espressa con come dovrei dire quello che sento dentro verso questa persona che ha commesso questo reato. Però io dico una cosa sola, è una cosa molto importante. Io credo che ci siano le leggi, io sono convinta che ci sono le leggi, ma le leggi devono essere giuste. Io non sto condannando a morte chi ha ucciso mio figlio, se malgrado come mamma posso anche dentro di me pensarlo, ma so anche che cosa ho fatto a un'associazione, quindi dico, mi fermo fino a lì. Ma è necessario dare questi riti abbreviati quando una persona commette un reato? È necessario lasciare libere questa persona quando commette un reato? Lo continuerò a ripetere e spero che arrivi a queste persone. Le vittime non sono solo chi non c'è più. Le vittime siamo anche noi che siamo rimasti qui. Noi abbiamo la funzione di poter difendere queste vittime, di fargli fare la giusta giustizia. Ma la giusta giustizia non è solo verso mio figlio, verso sua figlia, ma la giusta giustizia è verso tutti. E la cosa principale, evitiamo, collaboriamo, facciamo qualcosa, perché adesso veramente sono stanca. Io non ho problemi, io prendo, vado a Roma, mi metto anche lì davanti, non mi interessa niente. Basta. Esatto. Ne sa qualcosa Alenna, perché Alenna più volte ha lanciato un appello subito dopo l'incidente, no? Rivolto al Presidente della Repubblica. Lo abbiamo raccontato più volte, sei stato fortissimo da tutti i punti di vista e poi la telefonata di Mattarella è arrivata. Sono gesti che contano. Sì, sicuramente sono gesti che ti caricano ancora di più per portare avanti, per fare giustizia per mia nipote e mia figlia, ma come riprende il discorso di Romina, per tutti, attenzione, per tutti, perché chi sbaglia deve pagare.
io posso dire la mia, perché tu sai che io... Prego. Tu lo sai che io sono... So Romina che a lei non bastano i gesti, diciamo. Ecco. Allora, a me la telefonata va bene, sentire una persona mi va bene, ma io dico sempre, anche quando parlo con le persone dell'associazione, le parole per me sono come le foglie, quando arriva il vento le portano via, quindi bene, bella la telefonata, bello l'appoggio, grazie delle bellissime parole che ti vengono dette, noi ci siamo, io non voglio più questo noi ci siamo, non mi accontento più del noi ci siamo, io voglio vedere i fatti. Sei vicino. Guarda, Romina, a me quando ho parlato col Presidente della Repubblica mi ha detto mi tenga aggiornato. Bene, mi tenga aggiornato. Io non mi faccio problemi, come ho scritto una volta, scrivo la seconda, scrivo la terza, scrivo la quarta. Infatti, se non mi risponde non facciamo altro che prendere io e te, andiamo a Roma. E mangiamo non ci sono problemi, fermiamo sai? a Roma. Lui mi ha detto che vuole essere e io lo faccio, nessun problema. Ma io dico, cioè, non è che mi fermo qua, Anche perché tra l'altro, Alena, è prevista l'8 di giugno l'udienza, la prima la udienza. nostra è ancora dietro. Cioè, noi abbiamo la Cassazione ha fissato all'11 di ottobre. Cioè, una famiglia non può aspettare, ma non mi interessano i soldi, non può. Ma la cosa che a me adesso interessa, perché ho fatto questa associazione, è che non possiamo. Ti ho detto l'altro giorno al telefono che cosa avevamo parlato l'ultima volta. Aspetta, che arriva l'estate. Non è ancora arrivata l'estate e siamo uguali, non è cambiato nulla. Sì, no. Non è cambiato nulla. Anzi. Ne parlavamo anche con Alena poco tempo fa, insomma, dopo quel 30 gennaio si è aperta una stagione difficile da questo punto di vista. Le vittime nella Marca solo nella Marca, quindi solo in provincia di Treviso, sono 18, non sono poche, quasi tutte giovanissime. In questi ultimi giorni poi una concentrazione di ragazze giovani, di ventenni, e anche incidenti molto, molto simili tra di loro. Genitori che chiedono giustizia, tra questi ci sono anche i genitori di Mattia Battistetti, il ragazzo che esattamente un anno fa moriva in un cantiere in via Magellano a Montebelluna. Anche qui c'è un'inchiesta in corso e la parola che ricorre più spesso è proprio giustizia. Sentiamo la mamma e la sorella di Mattia. Tutti dicono sono morti bianche, vi assicuro di bianco non c'è niente. Assolutamente niente. C'è il dramma, c'è il dover andare avanti giorno dopo giorno e basta. Da noi da quel 29 aprile, un anno ormai che non abbiamo più voglia di niente, ecco, solo di chiedere giustizia e che sia rispettato nostro figlio e come nostro figlio tutte quelle persone che sono andate al lavoro e non sono più tornate a casa. Un anno senza Mattia, eppure in questo condominio di via Magellano Montebelluna, Nuovo di Zecca, sembra non essere successo nulla se non fosse per questi fiori e le lacrime di una madre, un padre e una sorella. È la mattina del 29 aprile 2021 quando Mattia Battistetti, operaio di 23 anni, viene travolto e ucciso da un bancale di impalcature del peso di 15 quintali. Per quei fatti è stata aperta un'inchiesta, 8 gli indagati tra vertici aziendali e responsabili del cantiere. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e si attendono decisioni da parte del Tribunale di Treviso, anche se mamma Monica non ha dubbi. Mattia è stato ucciso dal carico che si è sganciato dalla gru perché mancavano dei pezzi. Quindi questo è una cosa imperdonabile. Si poteva benissimo evitare. Ma purtroppo il dio denaro, il far presto, è quello che importa. In memoria di quel figlio, i genitori speravano in un piccolo gesto. Avevamo chiesto che venisse mantenuto il ricordo di Mattia con un pezzettino d'erba e qui dietro ci siamo trovati un tombino. Questa è la sensibilità, ma non importa. Oggi i miei genitori hanno portato una piantina. I miei genitori di 80 anni hanno portato una piantina per ricordo di Mattia. Purtroppo dopo un anno è cambiato che nulla, perché il dolore è sempre lo stesso di quella mattina che ero qui. È cambiato che hanno finito il fabbricato che stava costruendo Mattia, però
Nella nostra vita purtroppo è tutto come quel giorno lì, tutto il buio, tutta la tristezza, la malinconia, la mancanza che si sente dal mattino alla sera. Quindi purtroppo è sempre uguale. Un dolore che ancora mutolisce. Papà Giuseppe non riesce a parlare, la mente e il cuore sembrano fermi a quella mattina di un anno fa. L'unica carezza al cuore arriva da chi a Mattia ha voluto bene. È il caso di una coppia di amici, Eleonora e Sebastiano. Che ieri sono diventati nuovamente genitori di 2 gemelli, Mattia e Vittoria. Grazie per averci onorato con il nome di Mattia. Grazie. Il dolore resta sempre lo stesso. Penso che questo sia Vuoi farmi parlare? Allora, io faccio una domanda e spero che ci siano tante persone che stiano guardando questa trasmissione. Spero che ci siano anche delle persone che hanno dei poteri, delle istituzioni, e vorrei chiedere a loro: ma queste lacrime, questa sofferenza di queste persone non vi colpisce? Non vi ferisce? Non vi entra nel cuore? Non vi fa male? Perché allora, se dovete davvero avere questo, a me dispiace dirlo, perché come mamma non lo augurerei neanche un cane, ma allora provatelo. Questa è la vicinanza. Mettere un prato d'erba, chiedere giustizia. Cioè, siamo persone che non abbiamo più niente dentro. Quella mamma ha detto una cosa, devo. No, noi dobbiamo imparare a sopravvivere, ma per far giustizia a chi, poverini, non possono più farcela. Ma allora io mi chiedo, ma lo avete o non lo avete un cuore? Volete o non volete collaborare? Io vi auguro di non provare mai questa sofferenza, perché anche per me, anche per il papà, che siamo qua, che vediamo questo, noi stiamo trattenendo le lacrime, ma a voi non vi colpiscono le nostre lacrime. Allora vi deve colpire qualcos'altro? Allora io faccio questo appello, spero che ci sia qualcuno, sia da parte di Treviso, sia da parte del Veneto e orientali, ma qualcuno davvero che si metta una mano su questo cuore e che guardi questi volti di questi genitori che sono disperati e che chiedono che le leggi e le giustizie e la sensibilizzazione che sia una collaborazione per far capire a queste persone che quando ci si mette in strada o qualsiasi cosa accada si deve avere rispetto per chi non c'è più. Scusami, ma... Alain. È vero, sì. L'unico filo che ci tiene in vita in questo momento è la giustizia per mia figlia, per mio nipote, per suo figlio, per Mattia e per tutte le persone scomparse. È l'unica cosa che ci fa sopravvivere, ecco. Cioè, altro, se non si prova queste cose qua, non si può capire. L'unica cosa che ti fa sopravvivere è la giustizia, se c'è, perché bisogna anche capire quella. Ecco, voi, prima Romina, poi te Alain, ti do del tu, scusate, ma nel senso ci siamo sentiti spesso e quant'altro, quindi avete trovato una forza enorme, ci avete messo la faccia fin dall'inizio. Siete stati anche dei caterpillar per certi versi. È stata una reazione anche al dolore, Alain. Sì, esattamente sì. Perché io come persona sarei molto timida, non sarei... Ma dopo quel giorno là mi è venuta fuori come una forza, una voglia di esplodere tutta la mia rabbia e... Niente, l'unico modo per farmi sentire è parlare e spero anche farmi ascoltare. E quello, cosa dici? Lo dico io? Cristi ormai lo sa. Romina si fa ascoltare, poi ecco, adesso non entriamo nel merito, però delle risposte dal punto di vista istituzionale ci sono state in questi giorni anche importanti, non so molto. Se vuole un attimo aggiornarci. No, io per carità non posso dire niente, ho ricevuto
appunto un'email dall'assessore De Berti, la loro vicinanza e il loro impegno nel fare appunto determinate cose c'è. Sono felice anche che, rompendo le scatole, mettiamola in questa maniera, tanto per anche alcune istituzioni sono accanto, però questo non basta, questo non basta, questo serve, è un trampolino. Allora, uniamo tutti quanti le forze, mettiamoci insieme. Come ha detto il papà di Alain prima, la mia l'ha messo come missione. Io sono felice perché molti mi chiedono: ma tu come fai ad avere la forza di andare a trovare? Ti dico una cosa sola e dopo lascio stare. L'altra settimana ho ricevuto 3 telefonate da 3 mamme che hanno perso i loro figli su una violenza delle donne e mi hanno chiamato se potevo andarli a incontrare. Sai cosa è stata la loro telefonata? Mi hanno detto: le chiedo scusa, ma noi non facciamo parte della sua categoria. Io non capivo che cosa significava, perché mi hanno detto: suo figlio è morto in un incidente, la sua associazione in un incidente. Bene, allora, non ci sono categorie, sono vittime, a prescindere da una persona come muore, ma hanno bisogno di rispetto e di giustizia. Ecco, questo è un aspetto che alcuni giorni fa abbiamo preso in considerazione anche con Ivan Scremin, che è presidente dell'associazione Il Filo di Simo, associazione che è nata alcuni mesi fa e che Ivan ha dedicato al figlio morto suicida un anno fa. Tema anche questo che è ritornato di attualità, perché purtroppo ci sono tanti gesti estremi, soprattutto tra i più giovani. Ivan Scremin dice: dobbiamo parlarne, dobbiamo fare rete, ci sono 40 giovani e non solo che stanno già in qualche modo che sono già aiutati da questa associazione. Io vi chiedo, ma la rete psicologica c'è in questi casi? Voi siete stati aiutati? Oppure c'è qualcosa che vi ha dato conforto, al di là della, magari, che ne so, della messa a disposizione di uno psicologo, la comunità, che cosa? Sì, una delle cose che è sempre ricordare la figlia, cioè fare delle iniziative per ricordare la Jessica e la Sara. E sì, ci sono tantissime persone che ti stanno vicino, ti aiutano, come anche per esempio il sindaco di Conegliano, che è il sindaco di Mareno, che abbiamo in mente di fare varie iniziative e sono molto vicini, sì, ci aiutano, però parlo personalmente, è una cosa nostra, di mia moglie, che per tenere viva il ricordo di Jessica e della Sara. Questa è una cosa che ci aiuta, a parte che siamo seguiti dal psicologo e ovviamente le pastiglie fanno il suo, tutto quello che è, però è questo che ci fa andare avanti. Quindi che sentiamo, dobbiamo non ci si dimentichi, ecco. Esatto, che non si dimentichi proprio. Allora, precisiamo che è normale che noi abbiamo avuto bisogno di un supporto psicologico. Tu mi chiedi che cos'è la mia forza che mi fa andare avanti. La mia forza che mi fa andare avanti è ricevere quella telefonata del papà di Alain e dire: vieni qua a pranzo e condividi il nostro dolore. Ricevere la telefonata di quest'altri genitori che mi dicono: vieni qua, scambiamo le nostre parole. Ecco, sono loro che mi danno la forza. Sapere che quel piccolo passo che sto facendo piano piano vuol dire che sta arrivando anche ad altre persone. E questo per me è condividere e capire che non sono sola, ma bensì ci stiamo unendo tutti quanti per lo stesso obiettivo. E loro mi danno la forza. Anche questa mamma che mi ha invitato ad andare a parlare, mi ha detto che mi faceva il dolce, la macedonia e tutto quanto. Per me è importante questo. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza. Come si dice, quando si costruisce una casa, se la vuoi solida devi avere dei bei mattoni. Però io lo voglio anche dall'alto.
dall'alto. Sì, non basta solo la rete dal basso, non basta solo la condivisione del non mi dolore. accontento io di queste cose, io lo voglio anche dall'alto. E lei dice, a maggior ragione adesso, senza entrare nelle singole dispute, c'è una campagna elettorale in corso, ci sono delle amministrative in vista, lei dice a tutte le liste di ogni colore prendete in considerazione il tema della sicurezza stradale. Allora, io voglio precisare una cosa, perché mi vengono dette tante cose. Allora, l'associazione non è politica, perché l'associazione è politicante, perché io automaticamente devo aver bisogno delle istituzioni. Però chiedo ai futuri candidati o anche ai attuali sindaci che ci sono, perché il trampolino siete voi che potete aiutarci ad andare sempre più su. Allora, rete significa anche questo: associazioni, cittadini, amministrazioni e tutta una fine. È vero. Che cosa volete fare per aiutare questi genitori ad avere e a mettere in pratica la giusta giustizia? Perché stiamo attenti a una cosa: quello che stiamo guardando ultimamente in TV è un messaggio negativo. Tu mi dirai perché è negativo? Perché le leggi, quello che trasmette, i giudizi di qualsiasi tipo di vittima, non sto parlando, ma quando uno vede non arrestato, lasciato libero, io non ci credo più. E quindi dico, vabbè, mi faccio giustizia segnali, da sola. diciamo così, devastanti. Negativi. Esatto, sono segnali veramente negativi, cioè che ti demoralizzano proprio, cioè non... Prendiamo un caso, vabbè, il mio caso, cioè io non... una persona che va a 180 all'ora, stato di ebbrezza, omissione di soccorso, tutte le aggravanti che ha, cioè non... Vabbè che ha chiesto rito abbreviato, però il patteggiamento mi sembra proprio una richiesta un po'... Diciamo poi che c'erano state polemiche, si era espresso anche il governatore Zaia quando era stato in qualche modo affidato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quant'altro, ma insomma c'erano state vibrate proteste anche in quel caso. Allora io vi mostro adesso, prima di andare da Guido Barbato, queste immagini me le manda la sorella di Mattia Battistetti, Anna, che saluto. La serata che ieri sera la comunità di Montebelluna, proprio perché vogliamo parlare di ricordo, no? Ha dedicato a Mattia Battistetti. È stata una serata molto partecipata, molto bella, molto commovente e insomma questa sera ve la racconteremo, perché appunto non c'è solo una famiglia, ci sono anche tanti amici che appunto soffrono ancora di questa perdita. Allora, scusami, prego. Agganciandomi a questa cosa, adesso noi abbiamo impostato il 29 aprile appunto a Musile di Piave ci sarà una serata appunto in beneficenza per poter ci sarà la fanfara dell'Arma dei Carabinieri in modo che il ricavato vada in beneficenza o in aiuto all'associazione nel poter collegare tutto quante altre associazioni per sensibilizzare. Quando, Romina? Il 29 luglio a Musile di Piave, quindi con l'amministrazione è stata accolta questa sensibilizzazione che ringrazio molto, insieme anche all'amministrazione di San Donà, e quindi anche lì vogliono fare questo. Il messaggio. Messaggio. Ci siamo capiti. Bravo. Allora, Guido Barbato da Padova, Guido Barbato che ci aggiorna su quanto successo questa mattina, il bambino di 6 anni morto dopo una crisi respiratoria, era positivo al Covid. Buongiorno Guido. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, non posso che confermare questa notizia che è arrivata non molti minuti fa da una nota dell'azienda ospedaliera di Padova. Il bambino originario di Codevigo, quindi in quel paese che si trova praticamente sulla Romea, al confine tra le province di Padova e Venezia, è deceduto durante il tragitto in ambulanza da casa sua e il pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova, dove appunto il mezzo del 118 di Piove di Sacco è arrivato alle 5:50.
bisogna dire che i sanitari, appena arrivati a casa del piccolo, lo hanno trovato in preda, diciamo in sofferenza di una grave crisi respiratoria. Da qui la decisione di correre all'ospedale di Padova, forse più attrezzato, anzi con la pediatria forse più attrezzata, per vedere che cosa stesse succedendo. Sempre secondo la nota della ULSS ti posso appunto confermare che da mercoledì 27 il bambino di 6 anni, secondo appunto i primi accertamenti, era risultato positivo al SARS-CoV-2 a seguito di un tampone che aveva effettuato all'ospedale di Chioggia. È stato quindi richiesto un riscontro diagnostico per vedere quali siano state davvero le cause del decesso di questo bambino in tenera età. Ecco Guido, grazie per Padova, tutti questi... quest'oggi si va... Sì, grazie per tutti questi aggiornamenti, però appunto c'è anche una vicenda politica di cui ci vuoi dare conto, che sta infiammando la campagna elettorale a Padova. Sì, la campagna elettorale per le comunali del 12 giugno vede sempre più candidati che si presentano per la corsa a primo cittadino. È successo un fatto piuttosto particolare, infatti ci troviamo in questo momento con Cristian Roque Allende a Noventa Padovana, dove risiede un personaggio molto famoso, conosciuto a livello nazionale, che è Alex Zanardi. È successo che uno dei candidati alla campagna elettorale per l'elezione a sindaco di Padova abbia inserito nei suoi manifesti, negli opuscoli consegnati alle famiglie, comunque su supporti cartacei, o perlomeno finora si è riusciti a reperire quelli, la sua amicizia verso Zanardi. Abbiamo il primo cittadino di Noventa Padovana, Marcello Bano, qui con noi, che non ha gradito questo abbinamento. Bano, perché? Provi a spiegarcelo. No, diciamo, io ho espresso un'opinione dopo che mi era stata fatta una domanda. Allora, fermo restando che la campagna elettorale riguarda Padova e non Noventa Padovana, Zanardi è un residente di Noventa Padovana, sulla quale ho chiesto, e noi come amministrazione stiamo facendo di tutto per tutelare la privacy in questo momento della famiglia, perché diciamo che insomma non versa in buone condizioni dopo l'incidente. Quindi quello che avevo chiesto anche precedentemente, che fosse rispettata insomma questo cordone, diciamo, di privacy verso la famiglia. Secondo me è stato un errore, nel senso utilizzarlo, uno perché Zanardi è un esempio per tutti, a prescindere dai colori politici, dei candidati eccetera, e due perché comunque Zanardi non è solo una bandiera di rinascita, di determinazione, di forza di volontà, di capacità eccetera, un campione olimpico, ma soprattutto è un padre, è un genitore, e quindi anche per rispetto, soprattutto per rispetto alla famiglia, avevo chiesto che fosse lasciato fuori dall'agone politico. Evidentemente non è stato recepito questo e me ne dispiace, perché anch'io ho diverse foto con lui, me ne sono ben guardato assolutamente dal pubblicarle, anzi noi festeggeremo quando si riprenderà completamente, quindi non mi sembra il caso di continuare a tirarlo per la giacchetta, ecco, per rispetto verso la famiglia sua e giustamente di tutti i candidati e tutti i cittadini. Bene, Cristian, giusto per completezza dell'informazione, probabilmente il candidato, che poi ormai possiamo dirlo, Francesco Peghin, che ha scelto di inserire appunto una sua foto insieme a Zanardi, deve averlo fatto perché c'è un motivo un po' collegato. Peghin è stato in passato, non lo so se lo sia anche adesso, presidente del MUSME di Padova, il Museo della Medicina, un museo molto interessante, devo dire, lo consiglio anche una visita per i più piccoli, ma a parte questo perché poi Alex Zanardi ha donato al Museo della Medicina anche
una delle sue handbike, proprio credo per far capire anche quali siano le difficoltà di un corpo umano che deve affrontare appunto l'uso di un mezzo a due ruote in una maniera diversa come lo fa Alex Zanardi. Stiamo parlando però, Marcello Bano, di quanto tempo fa grosso modo? 2017, ma prima del famoso incidente. Ma il tema è, se tu hai un ricordo personale rimane nella sfera personale, non lo metti su un volantino elettorale, questo è l'errore, cioè i ricordi personali rimangono personali, punto, questa è come la vedo io. Certo, Marcello Bano è molto chiaro, è molto tranchant, e chiudo il collegamento nel dire che Marcello Bano appartiene a uno dei partiti che sostiene Francesco Pechin alla prossima corsa per sindaco di Padova, ovvero insomma, la Lega Salvini, possiamo dirlo, insomma, tanto non è un mistero. Ecco, per cui bisogna dire che però forse giustamente da primo cittadino di Noventa Padovana, e dopo queste magari misure di cautela richieste per la privacy di Alex Zanardi, forse era il caso di essere, che so, un po' più morbidi, oppure fare a meno. Prudenti. Bene, ecco, tutto qua, Cristian, io vi ridarei la linea da Noventa Padovana e ringrazio per la sua partecipazione il sindaco Marcello Bano. Grazie davvero a Guido Barbato con Cristian Roque Alende, da Noventa Padovana con il sindaco Marcello Bano. Insomma, vedete, siamo in piena campagna elettorale, le polemiche sono all'ordine del giorno, questa in particolare tocca dei temi sensibili, poi insomma è anche una polemica interna e come sempre il diavolo poi si nasconde nei dettagli. Parlavamo con Romina di campagna elettorale. Sì, appunto, visto che siamo in campagna elettorale, io chiedo una cosa, come presidente di un'associazione e logicamente per me Alain ormai è dentro e fa parte, quindi per noi collaboriamo insieme. Ci sono. A Treviso vedo che c'è tanto movimento, tanto interesse. Allora, nel Veneto orientale adesso si sa che ci sono queste campagne, queste elezioni. Vorrei chiedere ai futuri sindaci se hanno il piacere di incontrarmi e di parlare con noi per sapere che cosa loro propongono per la sicurezza stradale. Io sono qua, aspetto una vostra chiamata, perché vorrei sapere, ma come presidente di un'associazione, per capire che cosa voi volete fare e davvero se volete aiutare le associazioni perché queste stragi incomincino a diminuire e a fare più sensibilizzazione. Quindi aspetto un vostro. Lei lancia il guanto della sfida, diciamo così. No, diciamo così, Romina. Non mi mettere allora, così. Vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio come sempre perché è uno dei nostri fari, il professor Massimo Guerriero, epidemiologo dell'Università di Verona. È sempre un piacere ritrovarla, professore. Altrettanto, buongiorno. Allora, professore, io inizierei proprio dalla cronaca. Penso lo abbia sentito il collega Guido Barbato da Padova, questo bambino di 6 anni colto da crisi respiratoria, non ce l'ha fatta, era positivo al Covid. Ci sono ulteriori rilievi in corso, chiaramente, esami, però insomma il quadro sembra abbastanza chiaro ed è stato in qualche modo formalizzato dalla stessa azienda sanitaria tramite nota stampa alle ore 12. Che cosa possiamo dire, professore? Possiamo dire che si rinnova sempre la solita questione, cioè tutti coloro che dicevano che SARS-CoV-2, il virus e quindi la malattia Covid-19 fosse solo una questione legata in modo particolare agli anziani e ai grandi anziani, probabilmente, non è ancora certo, però probabilmente avremmo l'ennesimo esempio contrario. Senta, professore, questo è l'ultimo giorno di restrizioni, o quasi insomma, da domani si cambia registro, non servirà più il Green Pass nella stragrande maggioranza delle situazioni, la mascherina dovrà essere indossata anche qui in determinati luoghi, in altri è solo raccomandata. Le chiedo, è la strada giusta? Io ribadisco sempre lo stesso concetto.
La strada giusta è quella di utilizzare il distanziamento e la mascherina in tutte quelle situazioni che sono a rischio contagio. È vero che abbiamo a che fare con un virus decisamente diverso di quello conosciuto 2 anni fa, ma essere cauti e essere protettivi verso se stessi e verso gli altri, secondo me, è l'unica strada da seguire, quantomeno sino all'autunno prossimo. Quindi lei raccomanda l'uso della mascherina anche fuori dai luoghi, diciamo così, anche nei luoghi dove non c'è più l'obbligo, dove non ci sarà più l'obbligo da domani? Certamente sì, e io e i miei familiari lo faremo. Allora, vediamo insieme, perché sono stati diffusi da poco e li commentiamo, ma insomma più o meno le cose ce le siamo già dette, i dati di giornata del contagio in Veneto. Nelle 24 ore, professore, sono stati 5.549 con delle punte a Vicenza e Padova sopra i 1.000, quindi parliamo di nuovi casi di positività. Se guardiamo ai dati ospedalieri, che come sempre sono quelli che in qualche modo fanno la differenza, siamo a 900 posti letto occupati in area non critica, diciamo così, 33 nelle terapie intensive. Ecco, sono dati entrambi, sia quello di ricoveri in area non critica e in terapia intensiva, in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Stiamo assistendo, professore, un po' al trend dell'estate scorsa e di 2 estati fa. Il sole spegne il virus o comunque lo debilita? Guardi, i dati delle ospedalizzazioni sono dati da tenere in forte considerazione, perché ultimamente io suggerisco di guardare questi come indicatori relativamente alla diffusione del virus. I casi di positività invece sono poco indicativi, e peraltro col venir meno delle restrizioni probabilmente vedremo anche una recrudescenza nel numero dei nuovi casi, ma questo ci deve far preoccupare solo nel caso in cui dovessimo vedere degli aumenti nelle ospedalizzazioni. Ecco, ciò premesso, va detto che attualmente stiamo osservando una sorta di stallo del fenomeno, nel senso che anche a livello nazionale l'RConT è sempre intorno all'1, le ospedalizzazioni sono stabili o calano, come adesso stiamo dicendo, le positività stanno aumentando senza dare un grande riscontro, però dobbiamo ricordare che il virus non è a zero, non è azzerato, e quindi l'unica mia vera preoccupazione in questo momento è che una ripartenza, essendo il virus a ripartenze esponenziali, non partirebbe da un gradino a zero, ma partirebbe da un gradino più alto, e quindi molto più velocemente si potrebbe arrivare in vetta. Per quanto attiene invece all'estate, ricordo che l'estate scorsa invece, luglio e agosto, noi abbiamo visto una recrudescenza del contagio, che ha portato a un aumento proporzionale delle ospedalizzazioni e anche della mortalità. È per questo che dico, siamo in una situazione decisamente migliore, possiamo stare più rilassati, ma magari mettiamo in campo atteggiamenti più intelligenti. Ecco, la domanda è tranchant. Quarta dose di vaccino, con l'autunno dovremo farla tutti, sarà consigliata a tutti, resteranno le categorie fragili? Lei che sentore ha? Allora, le istituzioni ci diranno cosa fare, come sempre io consiglio di seguire i suggerimenti che ci daranno le istituzioni. Io credo che se la situazione dovesse rimanere così, cioè se non ci saranno nuove varianti diverse da queste famiglie Omicron che si sono palesate, le persone fragili certamente dovranno procedere con la vaccinazione, e quantomeno gli ultrasessantenni. Professore, ci spiega questa slide? Lei come sempre ci fornisce materiale importante, ce la illustri. Sì, questa slide è per far vedere che la situazione in effetti
è una situazione che fa pensare al positivo e non ci fa pensare al positivo soltanto in Italia, ma a livello globale e diviso nelle diverse aree geografiche che l'OMS, in cui l'OMS suddivide il mondo. La situazione è a calare, lo vedete dalla parte destra del grafico, perché tutte le colonnine nei vari colori tendono verso il basso, e questa osservazione la vediamo sia nel numero dei casi e anche nella mortalità, che è rappresentata appunto da questa stessa slide. Quest'altra invece, la freccia in blu, vi indico proprio cosa è successo nell'estate scorsa, ma in particolare guardando sempre la parte destra di questo grafico che mostra l'andamento del numero di nuovi infetti ogni 100.000 abitanti al giorno, fa vedere che la situazione italiana non è così lontana dalla situazione del resto d'Europa, ma soprattutto guardando all'interezza di questo grafico vediamo l'andamento ondivago di questo virus, e quindi questo continuare a salire e crescere con intensità diverse evidentemente ci deve far star cauti, molto cauti, nel riguardo dell'arrivo dell'autunno-inverno prossimo. Questa è la serie storica del numero delle morti. Della mortalità. Ecco, anche la mortalità è a calare, però qui vorrei spendere una parola sulla mortalità, perché in Italia stiamo registrando tutti i giorni un centinaio di morti. Ecco, tenete presente che mediamente in Italia muoiono circa 8.000 persone per la normale e banale influenza, come si dice, che è tanto normale e tanto banale non sembra, se appunto fa 8.000 morti all'anno. Se noi viaggiamo a 100 morti al giorno, capite bene che ancora, anche se il virus è molto depotenziato, come dicono certi, la mortalità può arrivare ad essere anche 10 volte superiore rispetto a quella dell'influenza. Quindi dobbiamo cercare di trattare questo virus nel modo adeguato, anche nel comunicare i numeri del virus. Anche questo è molto interessante, professore. Sì, questa slide ci fa vedere che la situazione, come vi dicevo prima, è in stallo ma non è in stallo sullo zero, perché abbiamo una prevalenza, cioè un numero di casi in Italia quotidianamente che è circa di 1 milione, abbiamo un'incidenza, cioè nuovi casi settimanali, che è di circa 420.000, quindi non è completamente sgonfiato questo virus. In effetti, come vi dicevo, le ospedalizzazioni ci fanno dormire sonni tranquilli, ma ahimè abbiamo ancora la mortalità che veleggia a livelli consistenti, che ci comunica chiaramente che non dobbiamo dimenticarci di questo virus, specie durante la prossima estate. E che non è ancora quindi la famosa influenza di cui tanto si parla, insomma. Assolutamente. Allora, professore, se può aspettare proprio 2 minuti, perché poi parliamo di un altro fronte aperto, quello dell'epatite acuta cronica, che è stata evidenziata in queste ultime settimane, un nuovo fronte per la sanità. Io intanto saluto e ringrazio come sempre Romina Ceccato. Presto, insomma, torneremo a occuparci della sua battaglia, noi la seguiamo. Come seguiamo anche Alain nella sua richiesta di giustizia. Quindi grazie Romina e grazie Alain. Grazie a voi. Davvero per la vostra testimonianza e per metterci la faccia anche per chi magari sta un po' più dietro, perché magari non ha la forza, di farlo. Ecco, questo è il tema. Grazie Romina, grazie Alain. Con il professor Guerriero ci troviamo proprio fra 2 minuti esatti per parlare di epatite. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato 30 aprile a Nord-Est, ultimo giorno di restrizioni o quasi, da domani si cambia registro. Ne stavamo parlando con il nostro epidemiologo di fiducia, di riferimento, Massimo Guerriero, biostatistico all'Università di Verona, che ci dice e ci in qualche modo ci indica un po' la strada da qui alle prossime settimane, dicendo qualcosa è cambiato, ma attenzione, perché i dati non sono proprio quelli di un'influenza.
Archiviamo per il momento, professore, se d'accordo, la pratica tra virgolette Covid e apriamo un altro fronte sanitario che sta allertando non poco in queste settimane la sanità italiana e regionale, quello dell'epatite acuta in età pediatrica. Cosa ci può dire a riguardo? E partirei proprio da questa sua slide. Vi posso dire pochissimo nel senso che la questione è molto recente, riguarda appunto un arco temporale di qualche settimana e i medici, i professionisti stanno lavorando sodo per cercare di capire qualcosa con riguardo a queste segnalazioni. Evidentemente, vedete, i numeri sono ancora numeri molto contenuti, ma c'è una nota positiva, seppure i numeri siano molto contenuti, quindi non ci sia ancora un'evidenza epidemiologica, c'è certamente un'evidenza di un campanello d'allarme. Questo campanello d'allarme è scattato immediatamente ed è qui la nota positiva, cioè che subito tutte le istituzioni sanitarie si sono attivate e allarmate e già stanno lavorando da settimane per cercare di capire cosa stia succedendo. Ecco, questo è un aspetto molto importante che ci deve far star tranquilli, nel senso che come abbiamo le forze dell'ordine appunto che ci garantiscono sotto certi aspetti, noi abbiamo degli organismi nazionali e internazionali che quotidianamente sorvegliano la situazione sanitaria della popolazione. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che c'è stata una serie di segnalazioni che sono arrivate in modo particolare dalla Gran Bretagna di questa epatite che non si riesce a classificare nelle varie tipologie di epatite che già conosciamo, la A, la B, la C e la E fondamentalmente. Quindi è scattato subito il campanello d'allarme perché in poco tempo da una manciata di casi in Gran Bretagna ne hanno registrati più di 100. Quindi il sistema si è attivato e in effetti si sta vedendo che non è un problema solo della Gran Bretagna, ma questo problema sta coinvolgendo anche gli Stati Uniti, sta coinvolgendo Israele e sta coinvolgendo anche molti paesi europei. Allo stato attuale non si è in grado ancora di aver trovato il filo rosso, il fil rouge, cioè non si capisce ancora a cosa sia dovuto. Si pare che l'innesco sia questo adenovirus, perché come vedete lì nella slide il 31% delle segnalazioni complessive è associato alla presenza anche dell'adenovirus, un 8% è associato anche a SARS-CoV-2 e per un 9% c'è stato addirittura bisogno di effettuare un trapianto di fegato. Professore, però, il vaccino non c'entra, questo diciamo. Il vaccino non c'entra perché, per le informazioni che abbiamo oggi, perché ricordate che in Italia il 90% della popolazione è vaccinata, di ragazzini vaccinati ne abbiamo tantissimi, quindi allo stato attuale si sta guardando quale può essere la causa di questo nuovo virus e ci sono delle ipotesi al vaglio a livello internazionale, quindi organismi indipendenti internazionali, e nessuno di questi organismi ha pensato al vaccino, ma sta pensando invece al SARS-CoV-2 in modo diretto o indiretto, perché si sta studiando per capire se la presenza dell'adenovirus, la copresenza dell'adenovirus insieme al SARS-CoV-2 possa dare questa forma di epatite o se un'infezione pregressa possa insieme all'adenovirus scatenare questa situazione. Però siamo ancora nella fase delle ipotesi, certo. Nulla di certo c'è in questo momento. Questi sono i sintomi che sono stati in qualche modo classificati. Vedo sempre dalla sua slide.
Sì, questi sono i sintomi e quindi l'esortazione ovviamente, ma credo sia scontata, no? Per tutti coloro che abbiano dei bambini, dei ragazzini in casa, ma non solo, quindi tutti in generale, a fronte di questi sintomi è bene contattare il proprio medico o nei casi più gravi è bene recarsi al pronto soccorso, insomma, ma direi tutto nella norma, cioè adesso bisogna aspettare di raccogliere più informazioni, si stanno raccogliendo tantissimi dati con riguardo alle persone che hanno avuto la problematica, speriamo non ci sia un'esplosione e si sta cercando di capire il motivo, insomma. Ecco, quindi questo è quello che si sa al momento di questa epatite acuta. Le faccio proprio la solita domanda, sono un disco rotto da questo punto di vista, quanto dobbiamo preoccuparci? Come le dicevo, io non sarei preoccupato, nel senso che c'è chi si occupa della nostra salute, per cui il campanello deve essere le persone che abbiano questi sintomi tipici dell'epatite o che abbiano bambini in casa con sintomi tipici dell'epatite si rivolgano immediatamente al medico o al pronto soccorso. Chiarissimo. Allora, quindi professore, lasciamoci con una rassicurazione. Io la ringrazio per questa fotografia, questa doppia fotografia sul Covid e sull'epatite acuta e ovviamente ci aggiorniamo presto. Grazie, buon lavoro a Massimo Guerriero, epidemiologo biostatistico dell'Università di Verona. Grazie a voi. Arrivederci, buon sabato professore. E do il benvenuto a Alberto Ruggin, esponente di Più Europa, conduttore televisivo, insegnante. Grazie per l'invito, buongiorno. Affronteremo diversi temi, si stanno collegando anche gli altri ospiti, avremo Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, anzi la vedo, buongiorno Erika Baldin, buongiorno davvero. Voi, grazie dell'invito. Vedo che è collegato anche Roberto Grigoletto, Partito Democratico, consigliere comunale a Treviso, dove è stato già vice sindaco. Buongiorno Grigoletto, e dovrebbe collegarsi a breve anche Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che si trova a Milano, dove è in corso la convention nazionale di Fratelli d'Italia, del partito meloniano. Tanti i temi che toccheremo, da questa ritrovata normalità o quasi a partire da domani, e poi il decreto energia che arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì, una manovra da 6 miliardi di euro. C'è sempre il tema scottante del caro bollette, ma ci occuperemo anche di altro, di temi sensibili, gestazione per altri, utero in affitto, ovviamente c'è anche una guerra sulle parole, ma poi tanti altri temi etici, DDL Zan, eutanasia, tutte questioni che stanno ritornando in questa primavera 2022. Adesso c'è il meteo e ci rivediamo subito dopo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Aria più fresca dal nord Europa pilota una perturbazione che colpirà solo marginalmente il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato 30 aprile. Sul Veneto al mattino cielo in prevalenza sereno, nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità con possibilità di qualche debole precipitazione sui settori montani alla sera, e non si esclude anche qualche locale debole pioggia anche sulle zone interne pianeggianti. Temperature stazionarie molto gradevoli, minime tra 8 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso il tempo si manterrà asciutto e soleggiato, cielo generalmente sereno, al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 9-13 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, prevalenza di sole nelle ore pomeridiane, più nubi con temporali che saranno via via più diffusi. Temperature
temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta, vi ho già presentato i miei nuovi ospiti, Alberto Ruggin qui in studio, collegati via Skype Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, Roberto Grigoletto, Partito Democratico, è apparso anche Tommaso Razzolini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che si trova a Milano per la convention del partito. Dopo ci mostrerà un po' anche il dietro le quinte Razzolini, quindi confido nelle sue capacità di manovra dello Skype. Allora, buongiorno a tutti. Io partirei proprio dalla base, perché da domani in qualche modo le nostre vite cambieranno, perché si cambia registro, finiranno le restrizioni o quasi. Il Green Pass non sarà più necessario in quasi tutti i luoghi e le mascherine rimarranno al chiuso fino al 15 di giugno, ma solo per i mezzi di trasporto, cinema, teatri, ospedali e scuole. In tutti gli altri luoghi chiusi, pubblici o aperti, al pubblico sarà solo una raccomandazione. Quindi lo scarto è evidente. Ruggin, è la strada giusta questa? Serve ancora cautela oppure si doveva fare di più? Ma io da liberale, diciamo, di impronta politica, penso che doveva essere la strada che si doveva perseguire fin dall'inizio sulla responsabilità individuale, quindi ben venga questa nuova, diciamo, misura del governo che dà la responsabilità piena ai cittadini sull'uso della mascherina quando è necessario e diciamo anche sulle vaccinazioni sono sempre stato favorevole, così come sul Green Pass, perché se noi non avessimo utilizzato il Green Pass non avremmo avuto un alto numero di vaccinazioni come quello che abbiamo avuto. Però sulle mascherine insomma siamo un po' in ritardo rispetto agli altri paesi europei che chi viaggia, chi va in Inghilterra, Francia, Spagna le hanno già tolte da parecchio tempo. Quindi ben venga, diamo la responsabilità ai cittadini, arriveremo anche a giugno a toglierla probabilmente, spero, sui mezzi di trasporto. Responsabilità individuale, attenzione, poi se in autunno sarà richiesta anche una quarta dose e sarà anche richiesto il Green Pass, perché in Italia magari poca responsabilità individuale c'è e quindi questo aumenta la possibilità che le persone vadano a vaccinarsi, ben venga, però finalmente dai, dopo 2 anni di pandemia un bel respiro di sollievo. E Baldin, la convince questo approccio liberale di Ruggin, di Più Europa? Siamo sulla strada giusta? Deve puntare sulla responsabilità individuale delle persone, chiaramente, però non sempre questo è possibile, quindi si è cercato anche di mettere delle restrizioni, a mio parere consone rispetto appunto al livello delle ospedalizzazioni, perché come abbiamo sentito oggi diventa quello il sentore dominante, quindi bisogna tenere sotto controllo comunque gli accessi agli ospedali e i ricoverati per Covid, però insomma bisogna guardare avanti e notiamo appunto che nonostante i numerosi contatti, perché sono tantissimi ancora i positivi tra di noi, io stessa l'ho avuto un mese fa e devo dire che me la sono cavata abbastanza bene nonostante insomma la febbre, i primi 2 o 3 giorni, un po' di raffreddore, ma insomma sono sintomi abbastanza lievi che possiamo superare. Quello che ci preoccupa è sempre quando il numero al pronto soccorso e alle terapie intensive inizia ad aumentare, quindi il monitoraggio serve e sarà costante. Chiaramente però bisogna anche tornare un po' a respirare, a vivere, e quindi ben venga questa nuova misura del governo. Penso anche che i cittadini comunque magari per la maggior parte continueranno ad utilizzare le mascherine al chiuso, perché ormai ci siamo abituati a questa quotidianità, però insomma si spera che con l'aumento delle temperature si possa guardare con maggiore fiducia anche a giugno, a luglio, con le vacanze insomma all'orizzonte, che si torni alla tranquillità e alla vita spensierata insomma. E Razzolini,
Razzolini, da tempo che Fratelli d'Italia chiedeva di fatto la fine delle restrizioni, serviva a fare di più, basta così? Ma serviva fare di più, serviva fare diversamente, insomma. Abbiamo avuto il Green Pass che ha creato dei vincoli e ha creato molte restrizioni, non lasciando appunto tutti i ragazzi ad andare a scuola. C'è stata la DAD, ci sono stati lavoratori che appunto sopra i 50 anni non hanno potuto, poi se non avevano il vaccino, andare al lavoro, quindi insomma ci sono state delle limitazioni della libertà in maniera molto corposo e significativo, e questo insomma a noi non è piaciuto. Su questo poi ieri poi si parla appunto di Covid e in questo periodo anche dei costi di materie prime, e su questo volevo appunto fare un inciso, visto che ieri poi ho fatto anche un comunicato stampa per quanto riguarda le piscine. Le piscine sono delle realtà che stanno soffrendo molto tutto ciò, prima col Covid, ora con i costi delle materie prime, e su questo bisogna che il governo veramente dia una mano in maniera molto più impegnativa, perché è vero, ha rateizzato i mesi di maggio, di giugno, però effettivamente i mesi quelli invernali non sono stati rateizzati. Io penso alle piscine di Valdobbiadene, dove da 100.000 euro dei costi dell'energia siamo passati a 300.000, e su questo l'altro giorno in consiglio comunale l'amministrazione ha dato veramente una mano, perché si era passati dal 40% dei costi che il comune appunto dal 30% al 40%, quindi un impegno del mantenimento dei costi del comune, e anche la proroga delle convenzioni, nonché anche a valutare l'ipotesi. Quindi lei dice di fatto, Razzolini, bene che adesso si arrivi alla fine delle restrizioni o quasi, ma occupiamoci di chi esce da questo periodo con le ossa rotte, come le piscine, alle quali noi diamo sempre voce. E tra l'altro, io arrivo da Grigoletto, connesso a questo tema per l'appunto c'è il nuovo decreto energia che sarà approvato molto probabilmente lunedì in Consiglio dei Ministri. Parliamo di una manovra da 6 miliardi di euro anche contro il caro bolletta. Basteranno questi 6 miliardi di euro messi sul tavolo? Grigoletto, lei rappresenta il Partito Democratico, che è un azionista di maggioranza di questo esecutivo. Sì, non solo il Partito Democratico, tranne il partito di Azzolini, che sta celebrando il suo congresso, tutti quanti qua siamo dentro questo governo. Se basterà, questo non lo saprei dire. Io spero che possa bastare, ma spero ancora di più che possa finire questa guerra, perché forse se non ci fosse stato questo conflitto, probabilmente non c'era nemmeno bisogno di preoccuparci adesso, e ce n'è motivo purtroppo, non solo per la politica internazionale, che poi riguarda anche noi tutti, ma anche per i costi delle bollette e dell'energia. Io auspico che basti. L'alternativa, o meglio un'ulteriore misura, dovrebbe a questo punto essere presa, probabilmente anche demandata ai comuni da parte del governo centrale, perché evidentemente hanno la possibilità di intervenire laddove conoscono situazioni davvero che scivolano sempre più in area critica, con l'aumento dei costi di luce e gas. E mi permetto una battuta soltanto, se mi consente, per dire che sì, è positivo che da domani le misure restrittive vengano allentate, però ecco, io osservo che la pandemia non è finita e assistiamo purtroppo anche a una recrudescenza di casi, cioè ci si infetta comunque ancora continuamente, e quindi non si è affatto usciti dalla pandemia, al di là dell'approccio liberale, anche dal fatto che tutti quanti evidentemente siamo contenti se avremo meno limitazioni. Io credo che sia importante, oltre al senso di responsabilità, individuare e affidarci davvero anche alla scienza. Io penso che la scienza e la medicina stiano
molto ancora prudenti per il fatto che questo virus è davvero imprevedibile e ce lo ha insegnato, e quindi la cautela sia dovuta soprattutto al fatto che possono sempre emergere nuove varianti, chissà, magari, Dio non lo voglia, ancora più pericolose, quindi direi di essere ancora prudenti, ecco. Ruggini. Sulla scienza, illustri professori come Andrea Crisanti ma anche Bassetti recentemente hanno detto che le mascherine, con tutte queste varianti che ci sono, in questo momento non servono praticamente a niente, quindi anche i virologi hanno uno scontro al loro interno. E le ripeto, io sono pro-vax, sono un docente, mi farò la quarta, la quinta, la sesta, la settima dose, non è un problema perché io sono pro-scienza e sono pro-Green Pass, perché senza il Green Pass non avremmo avuto un'altissima percentuale di vaccinati. Quello che è diverso è l'approccio governativo, perché ripeto, nel contesto europeo, se voi andate nel Regno Unito si va senza mascherine in metropolitana e treno già da un anno e ormai si sono abituati a quei 150 morti al giorno che anche noi abbiamo con le FP2, quindi ripeto, dobbiamo guardare avanti, andare verso una normalità di un virus che nei fatti ormai è già diventato endemico e va gestito, diciamo, nella quotidianità con i farmaci anche molto importanti che adesso sono arrivati nelle nostre farmacie, e come tutti i virus va gestito nella quotidianità. Quindi lei dice la convivenza deve essere totale, insomma, da questo punto di vista. Dicevamo, lunedì c'è questo appuntamento molto atteso con il nuovo decreto del governo sul caro bolletta e non solo, ovviamente si parla anche di una riduzione del cuneo fiscale e qui ci saranno probabilmente 800 milioni di euro, 1 miliardo stanziati. Confindustria, con i sindacati ne chiedono 15-16 miliardi, ma insomma chiaramente il braccio di ferro non si ferma qui. Baldin, da questo punto di vista, l'approccio del governo al momento è troppo concentrato sull'emergenza, nel senso che in tanti dicono serve una risposta strutturale, ma sembra che al momento non ci sia, o sbaglio? Beh, sicuramente adesso si deve fare il massimo per tamponare l'emergenza, questo è chiaro, perché abbiamo un sacco di imprese che potranno subire effetti devastanti da questa crisi e da questi rincari dell'energia, soprattutto le imprese più energivore che producono senza mai fermarsi, quindi è evidente che bisogna concedere loro dei crediti d'imposta, degli aiuti, tutto quello che è possibile, nonostante abbiamo comunque i conti abbastanza in rosso in questo periodo, prosciugati dopo 2 anni di Covid, quindi anche su questo andrebbe fatta una riflessione di lungo periodo. Però ecco, sono comunque fiduciosa e contenta del fatto che si ritorni a parlare di rinnovabili in questi ultimi decreti. Noi da sempre sosteniamo che questa sia la strada giusta, perché non avendo appunto riserve come quelle di altri paesi per quanto riguarda il gas, petrolio e altro, possiamo beneficiare però di tantissime altre risorse che sono rinnovabili e inesauribili, come il sole, l'acqua, le maree, insomma un sacco di alternative sono possibili, le abbiamo sicuramente sviluppate poco in questi anni e credo che la risposta strutturale stia in questi termini, quindi l'investimento anche dato dalla disponibilità del PNRR deve essere utilizzato proprio su queste nuove tecnologie che secondo noi sono il futuro e non impattano soprattutto sulla salute delle persone, perché non dimentichiamoci mai che quando si va a incentivare risorse, anzi fonti come quelle del carbone o del fossile, insomma tutto questo va ad impattare direttamente sulla salute di tutti noi in termini di aumento dell'inquinamento, aumento quindi delle malattie respiratorie e quant'altro, quindi non dobbiamo mai dimenticare che ambiente e salute vanno di pari passo, bisogna avere l'attenzione focalizzata su entrambi gli aspetti. Finalmente Baldin, le faccio una domanda. Lei parla ovviamente di rinnovabili e se ne sta parlando tanto in queste settimane e giustamente mi verrebbe da dire. Nel novero di queste rinnovabili rientrano anche le voci nucleare pulito e trivellazioni, quindi rigassificatori. Le faccio questa domanda perché sappiamo tutti che lei è un esponente politica di primo piano di Chioggia e il tema a Chioggia è ben presente. Quindi è il momento di affrontare senza tabù anche questi due temi, nucleare e trivellazioni. Ma allora, proprio
Chioggia era stato uno dei siti individuati a suo tempo per l'installazione di una centrale nucleare, era una vecchia cartina che girava anni e anni fa e per fortuna non se n'è fatto più nulla, mi viene da dire. C'è un rigassificatore davanti a Porto Tolle che insomma è un po' la nostra salvezza di questo periodo, ma ripeto, le nostre riserve di gas sono talmente esigue che, come dimostrano alcuni studi, potrebbero bastare veramente per pochissimo tempo. Quindi non ha molto senso tornare a investire su queste fonti, bisogna guardare altrove e il nucleare, secondo me la ricerca deve andare in questo senso, sfruttando anche le potenzialità di un nucleare pulito, come lo vogliamo definire, perché la ricerca scientifica deve andare avanti, deve proseguire e credo che non si possa assolutamente invece tornare indietro. Se pensiamo a un nucleare come quello di 30 anni fa, con tempi di realizzazione delle centrali pari a perlomeno a 15 anni, non si farà molta strada. Ruggì. Allora, sul nucleare sono in parte d'accordo, nel senso che anche la Germania e la Spagna stanno ormai dismettendo le proprie centrali nucleari. Parlare oggi di nucleare vuol dire forse vedere la centrale fra 20 anni. L'abbiamo visto in Finlandia, che ne hanno inaugurata una un mese fa e l'hanno iniziata nel 99 i lavori. Però sul gas e sulla possibilità di trivellare, in un momento di emergenza come quello in cui noi stiamo vivendo, tutto quello che noi possiamo mettere in campo nell'immediato dobbiamo metterlo, quindi a partire dal Mar Adriatico, dove ci sono importanti giacimenti di gas, ma anche la Basilicata, la Sicilia, ci sono delle zone dove il gas si può estrarre. Noi dobbiamo sicuramente potenziare. Siamo stati fermi per anni, per diverso tempo, perché ci sono stati dei comitati che per dei no ideologici hanno bloccato questa, per non parlare del TAP, il TAP che oggi arriva in Puglia e nessuno neanche sa dove arriva, dove passa fisicamente. Abbiamo avuto per anni dei comitati che hanno bloccato, ma oggi senza il TAP, che tra l'altro adesso è stato potenziato nelle settimane scorse dal governo Draghi e porterà più gas dall'Azerbaigian, senza di quello oggi saremo ancora più in crisi rispetto a quello che oggi siamo, perché noi dipendiamo da uno Stato, da accordi scellerati di destra e di sinistra. Berlusconi e anche Renzi hanno fatto degli accordi scellerati negli anni scorsi, dove noi siamo dipendenti prevalentemente da un paese. Bisogna diversificare al massimo, quindi aumentiamo dall'Algeria, un po' dall'Azerbaigian, le trivellazioni sul nostro paese, sia le rinnovabili assolutamente, però iniziamo davvero a cambiare strategia. Grigoletto, dobbiamo rompere questi tabù? E soprattutto si sono detti troppi no in passato, come dice Ruggin. Ma io non lo so, probabilmente sì, una politica diversa poteva anche essere fatta dai governi precedenti. Mi pare comunque che Draghi stia andando in tutt'altra direzione, ma forse spinto anche dalle contingenze, dal contesto ovviamente internazionale preoccupante, come si diceva prima. E diversificare sì, è un principio secondo me che vale sempre in ogni caso per qualunque tema. È un approccio che è sempre valido, perché l'imprevedibilità purtroppo anche vediamo in questi tempi anche la stessa pazzia che non è prevedibile anche in alcuni uomini di governo ci deve trovare assolutamente preparati. Devo dire anche però che non credo proprio fossimo così sprovveduti, nel senso che se abbiamo trovato comunque già con il governo Draghi possibili alternative. Io sono contrario alle trivellazioni, io credo molto all'importanza appunto della questione ambientale, le energie rinnovabili assolutamente sì. Ecco, credo certamente che politicamente la diversificazione, trovare altre alternative sia una strada assolutamente percorribile. Allora facciamo un passettino indietro, perché si è arrivati a questo, perché c'è una guerra in corso ovviamente, e ci sono delle contromisure, leggi, sanzioni alla Russia. Ne ha parlato ieri sera Giorgia Meloni a Milano, dove si trova Razzolini. Sentiamo cosa ha detto Meloni. Sarò franca anche qui. Non mi sta bene sentir dire al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden che le sanzioni saranno devastanti ma avranno un impatto minimo sugli americani. Qui da noi, Presidente Biden, l'impatto sarà massimo, e allora è il caso che ci si distribuiscano oneri e onori.
fuori, perché non faremo i muli da soma dell'Occidente. Non faremo i muli da somma dell'Occidente. Lei l'ha sentita, Meloni, ieri sera, Razzolini? Certamente ero lì ad ascoltarla e diceva cose giuste, e questo che ha appena detto è correttissimo, nel senso che se si ragiona da Occidente, ok, bisogna che le responsabilità ci sia e che poi anche la compensazione dei danni provocati dalle sanzioni, no? Perché è vero, l'Ucraina è stata invasa dalla Russia e questo è un gesto che abbiamo subito noi, ma insomma tutto l'Occidente condannato, e è stata presa una posizione. Abbiamo deciso che che siano le sanzioni appunto a compensare e a danneggiare, diciamo, lo Stato russo, ok, però bisogna che poi le conseguenze di queste sanzioni, visto che è stato l'Occidente a decidere, siano poi compensate, perché è vero, Biden ha detto l'America sarà poco danneggiata da tutto ciò, però poi l'Italia, che è il nostro paese, la nostra nazione, sarà uno dei paesi più danneggiati. Allora questo non va bene, bisogna che ci sia una compensazione di tutti gli stati occidentali e non solo dell'Unione Europea, ma anche dell'America, a ridistribuire poi tutto ciò, perché non è possibile che oggi ci sia una NATO a una forte tendenza americana, ma bisogna che l'Europa anche in questa alleanza sia ben più forte e abbia ben più peso nelle decisioni. Chiarissimo. Sento Ruggin che... È l'arte del negazionismo, del ribaltare totalmente la realtà di come vanno le cose. L'abbiamo visto sul Covid. C'è anche gente che durante la Seconda Guerra Mondiale pensava che dentro i campi di concentramento di Auschwitz giocassero a pallone anziché appunto mettevano le persone nelle camere a gas. Allora, qui abbiamo un paese aggressore e un paese aggredito. Nessuno si è mai sognato di dire che quando gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq è stata colpa dei russi o dei francesi. È stata colpa degli americani, c'è un dato di fatto, un dato storico. Qui abbiamo una Russia che da 8 anni, non da 3 mesi, ha invaso l'Ucraina, e abbiamo un paese aggressore e un paese aggredito. Abbiamo degli stati che singolarmente e anche casualmente fanno parte della NATO, ma non sono solo paesi nati, perché c'è stato un vertice a Ramstein in Germania dove c'erano 40 paesi, quindi anche Tunisia, Marocco, Israele, che non c'entrano niente con la NATO. Super NATO è stata accordato di inviare armi all'Ucraina, ma le sta inviando, ripeto, anche altri paesi che non c'entrano assolutamente niente con la NATO. Poi se noi vogliamo dire che è colpa di Biden, le sanzioni sono sempre state fatte nella storia, sicuramente qualche contraccolpo c'è, ma il contraccolpo che in questo momento sta subendo la Russia, il raddoppio dell'inflazione, non lo dico io, lo dice la Presidente della Banca Centrale russa, è raddoppiato tutto praticamente anche in Russia, e lì si prevede veramente una recessione dell'8-9%, non di 1% come probabilmente avverrà in Italia anche per colpa delle sanzioni. Lì, ragazzi, si sta arrivando a una catastrofe economica, e col sesto pacchetto di sanzioni che ci sarà la prossima settimana finalmente si chiuderanno tutti i rubinetti del petrolio e arriveremo prima o poi anche al gas. Prima ovviamente dobbiamo velocizzarci ad approvvigionarci con altri paesi, però arriveremo anche a questo, e quello forse sarà il colpo fatale che bloccherà e metterà fine a questa guerra di Putin. Allora, Ruggin faceva riferimento prima al vertice di Ramstein, quello della Super NATO, così è stato definito. Il giorno dopo c'è stato il Consiglio d'Europa, dove è intervenuto anche il presidente Mattarella, che ha detto noi siamo pronti anche a nuove sanzioni che arriveranno la prossima settimana. Questa è la linea del governo, quindi Baldin, indietro non si torna. Sì, sicuramente bisogna perseguire tutti i mezzi utili affinché la guerra possa cessare, perché è assolutamente indispensabile il cessate il fuoco, e quindi con le vie diplomatiche bisogna raggiungere assolutamente l'obiettivo nel più breve tempo possibile, perché stiamo parlando di morti, migliaia di morti ogni giorno, anche su civili, obiettivi insomma non più soltanto militari, quindi stiamo parlando di persone, vite umane, non solo di conseguenze economiche disastrose per tutti quanti, l'Europa in primis, e sono d'accordo con Ruggin sul fatto che proprio l'Europa si deve attrezzare per far fronte nel più breve tempo possibile a tutti i rincari che ci sono in questo periodo, quindi anche parlando di un
Energy Recovery Fund, ad esempio, che può essere una possibile soluzione al tema dell'energia, non potendo, come dicevo prima, beneficiare di fonti fossili, come nel nostro caso dell'Italia. Dobbiamo unire le nostre forze con tutta l'Europa pacifica e democratica per cercare insomma di far fronte comune alle nuove spese e ai nuovi rifornimenti che dobbiamo insomma assolutamente trovare, senza dipendere totalmente da paesi che non hanno il nostro stesso rispetto della democrazia, ad esempio rispetto dei diritti umani. Questo è un tema che insomma ci deve far riflettere tutti. Ecco, lei fa riferimento agli accordi di questi giorni con Algeria, Angola e quant'altro, insomma è vero, sono delle alternative alla Russia, ma non sono democrazie avanzate. Però, insomma. Il punto è che ho il 2% dall'Algeria, il 2% dall'Angola, il 2% dall'Arabia Saudita, che non metto il cappio al collo con un paese che mi dà il 40%, è una cosa un po' diversa. Noi abbiamo il cappio al collo perché il 40% arriva dalla Russia. La parola d'ordine è la diversificazione, certo. Esatto. Allora, intanto vi posso dare un aggiornamento sul fronte proprio della guerra in Ucraina, lo possiamo vedere dall'ANSA.it. Caccia ucraino ha colpito un villaggio russo, quindi il conflitto si allarga, sta così varcando i confini dell'Ucraina. Kiev, propaganda di Mosca, diffonde il caos nell'Unione Europea. Insomma, siamo di fronte a una vera e propria escalation. Grigoletto. Sì, purtroppo sì, ma infatti se posso dire mi stupisce che ancora così anche nei dibattiti politici, non mi riferisco evidentemente a questo, ma anche in parte, ma quelli ai quali assistiamo da settimane a questa parte, ci si divida ancora e si faccia un po', cioè non si mette al centro davvero dell'attenzione e quello che è davvero la realtà che quel popolo sta vivendo, e che si neghino in qualche modo i termini esatti della questione. Allora, c'è un paese che è stato aggredito, c'è un paese aggressore, c'è una guerra, è vero, è la guerra di Putin, io la chiamo la guerra di Putin, non la chiamo la guerra della Russia, ma è una guerra di fatto che ha un responsabile preciso. Io davvero mi domando e mi chiedo se ce ne sono, ma lo vorrei chiedere anche al consigliere Razzolini, ma se lui ha in mente qualcosa, se la Meloni al congresso ha detto qualcosa, ha fatto qualche rivelazione, oppure ha qualche idea. Magari può essere che qualche volta anche a lei capiti insomma di averne, ma voglio dire, ma che alternative ci sono, io chiedo, alle sanzioni, quindi per fiaccare un paese che comunque, come si diceva, già sta entrando, e lo si vede insomma in crisi, e quindi si spera in qualche modo che dica basta alla pazzia di Putin, o altrimenti anche all'invio di armi a persone che, per quanto io non sia favorevole alle armi, ma che alternativa c'è se non aiutare la resistenza, appunto? Allora chiediamo a Razzolini, ecco, che alternative ci possono essere, Razzolini? Le rigiro la domanda di Grigoletto. Forse Grigoletto mi ha capito male, non ho detto che ci devono essere delle alternative. Le alternative potevano esserci prima dell'invasione e appunto lavorare per una politica estera migliore a livello europeo, ma dopo l'invasione la soluzione è quella delle sanzioni. Quello che io dico è che non è giusto che le conseguenze di queste sanzioni vengano pagate in particolar modo da alcuni stati come l'Italia, ed altri stati al di là dell'Oceano Atlantico siano meno appunto colpite e non paghino e non diano una mano a quelle nazioni per questa scelta giusta, perché la Russia ha invaso uno stato sovrano. Però gli Stati Uniti pagano meno perché negli ultimi anni hanno fatto meno accordi commerciali con quel paese. Cioè il problema è nostro, delle nostre politiche, anche dell'Italia, di destra e di sinistra, che abbiamo fatto degli accordi commerciali con un paese con cui non bisognava fare accordi. Se oggi gli Stati Uniti hanno meno ripercussioni è perché hanno pochissimi rapporti commerciali con la Russia. Razzolini. Fino in fondo, non solo quando va bene. Se c'è un'alleanza ci deve essere fino in fondo, non solo quando va bene.
E allora non ha più senso la NATO, non ha più senso l'Unione Europea, non ha più senso tante altre cose. Se le scelte vanno prese insieme, c'è un'alleanza, l'alleanza deve essere anche nel caso quando vengono danneggiati alcuni stati rispetto ad altri, e quindi anche gli Stati Uniti devono dare una mano agli stati più in difficoltà, anche alcuni stati europei che sono stati danneggiati meno, devono dare una mano a quelli danneggiati di più, perché se c'è un'unione, se c'è un'alleanza, l'alleanza deve essere in maniera solida, non solo quando va bene. Allora, cambiamo argomento, su questo ovviamente ci ritorneremo. Con voi volevo affrontare anche dei temi etici, perché insomma la cronaca incombe sempre, parliamo di Covid, di questa nuova emergenza, lo abbiamo fatto poco fa, dell'epatite acuta, ci sono poi i temi dell'energia, del caro bolletta e quant'altro, ma ci sono delle questioni che stanno venendo avanti in Parlamento e che promettono in qualche modo faville da qui ai prossimi mesi. Mi riferisco in particolare a 3 questioni. GPA, gestazione per altri, qualcuno la chiama utero in affitto, poi la questione del fine vita, dell'eutanasia e ancora il ritorno del DDL Zan. Quindi parliamo di diritti civili. E qual è la situazione attuale? La situazione attuale è che nei prossimi giorni, nelle prossime ore, se non è già stato fatto in realtà perché lo aveva annunciato, ritornerà in aula il testo di legge presentato dal padovano Zan contro l'omotransfobia. Lo può fare perché trascorsi 6 mesi dall'ultimo voto una legge può essere ripresentata. Quindi si prevedono faville o sbaglio, Ruggin, e soprattutto stavolta ci sarà un esito diverso? Io spero che dopo 25 anni fa più o meno è stata la prima proposta di legge per la lotta contro l'omofobia, si possa arrivare ad un accordo almeno tra le forze del governo, anche quelle diciamo della Lega, di Forza Italia. Io me lo auspico perché penso che questo Paese necessiti di una legge che c'è in tutti i paesi europei, perché le vittime di omofobia e di transfobia ci sono le denunce dai carabinieri, ci sono le sentenze dei giudici nei tribunali, ci sono le sentenze della Corte Costituzionale che chiedono al Parlamento di legiferare, così come anche sull'altro tema che dopo toccheremo, che è quello dell'eutanasia. Cioè, se il Parlamento continua a lavarsi le mani di questi temi qui, prima o poi interviene ovviamente la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, però non basta, l'abbiamo visto anche l'altro ieri sul cognome della madre che può essere dato ai figli. Finalmente siamo arrivati, ma era già stato dato diciamo un monito da parte della Consulta qualche anno fa. L'altro ieri la Consulta ha detto definitivamente sono inammissibili delle parti e oggi un bambino può avere il cognome prima della madre o solo della madre o del padre e della madre insieme e possono decidere la coppia al momento della nascita. Allora o il Parlamento veramente inizia a pensare alla vita dei cittadini, quindi ai diritti, alla vita quotidiana delle persone, quindi anche quando una persona viene picchiata per il fatto di essere gay, lesbica, transessuale e interviene con delle aggravanti, non solo con delle aggravanti ma anche sul piano educativo, perché quello è il punto che a me interessa di più, non è tanto l'aggravante che magari anche quei futili motivi c'è già, come magari ci dirà dopo Razzolini e chi contesta questa legge, ma è sul piano culturale, perché se io non educo già a prevenire che accadano queste cose qui nelle scuole, quindi anche contro il bullismo, che nella maggior parte dei casi l'ho vissuto anche sulla mia pelle, è di origine omofobico quando c'è il bullismo nelle scuole, e se io non creo una cultura del rispetto, davvero vuol dire che il Parlamento se ne frega di quello che avviene quotidianamente nella vita delle persone. Baldin, il 5 Stelle è la forza maggioritaria in Parlamento, ha appoggiato il DDL Zan e altri provvedimenti sui diritti civili, questo va detto, ma perché alla fin fine di diritti civili in Italia si parla poco, meglio, si parla tanto per certi versi, ma si fa poco, perché c'è questa ritrosia che sembra a volte generalizzata da parte del Parlamento di affrontare le questioni, decidere in un senso o nell'altro? Ma credo che alla fine ci sia sempre la ricerca spasmodica del consenso elettorale da parte dei partiti, quindi è evidente che su certi temi si cerca di avere
una posizione oscillante in base a quelli che sono i sondaggi elettorali, ed è preoccupante. Permettimi, poi nella realtà, se noi andiamo a vedere, guarda caso, il referendum che aveva il più alto consenso nella popolazione, quello sull'eutanasia, 70% degli italiani, secondo diversi istituti di sondaggio, sono favorevoli, è stato cassato dalla Cassazione. E anche sull'omofobia c'è una larghissima maggioranza nel Paese, così come sul matrimonio egualitario. Guarda caso, laddove c'è un consenso, il Parlamento non risponde al consenso della società. Scusa Erika. È assolutamente vero, come è vero anche però a volte i giudici arrivano prima del Parlamento e quindi in qualche modo obbligano il Parlamento a fare delle leggi che siano un po' all'avanguardia rispetto ad altri stati che sono anni luce più avanti di noi. E rispetto ai temi dell'eutanasia chiaramente siamo assolutamente favorevoli. Quando la vita non è più possibile, chiaramente bisogna prendere una decisione che è sicuramente drastica, brutta, ma inevitabile purtroppo. E ci ricordiamo tantissimi casi di persone che hanno fatto una lotta per arrivare a questo obiettivo, e credo sia un diritto universale che deve essere assolutamente riconosciuto, come tutti i diritti dei gay, appunto, di tutte queste categorie che sono state appunto categorizzate per tantissimi anni senza il giusto riconoscimento e la giusta tutela, a mio modo di vedere, perché si tratta delle persone più in difficoltà. E mentre per l'altro tema, quello dell'utero in affitto, detto così, credo che tutti siamo in qualche modo toccati da questo tema, ed è sicuramente una tematica molto sensibile. Ecco, allora facciamo così, se d'accordo, Baldin. Abbiamo 2 minuti di pubblicità, poi sul tema della gestazione per altri, o più volgarmente detta utero in affitto, torneremo fra pochissimo. Razzolini, resti con noi. Fra poco. Di nuovo in onda. Stavamo affrontando un tema molto delicato, quello della gestazione per altri, utero in affitto. Abbiamo già cominciato a parlarne con Baldin e Ruggin, ma vorrei andare proprio da Razzolini, perché la proposta di legge che di fatto andrebbe a punire la maternità surrogata, non solo chi la realizza, la organizza e la pubblicizza in Italia, ma anche chi poi la fa all'estero, è stata depositata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni con Mara Carfagna. Anche la scorsa settimana qui in provincia di Treviso il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia ha detto: non è un diritto civile ma è barbarie. Razzolini. Ma questo è anche il mio pensiero, il pensiero del partito, nel senso che non è giusto che chi abbia soldi possa permettersi di comprare, perché in questo caso si parla di comprare dei figli, e chi invece appunto è in difficoltà economica è a disposizione di lasciare il proprio utero in affitto per poter poi andare a partorire un bambino che gli verrà tolto subito dopo appunto il parto, e quindi questo lo riteniamo una cosa veramente disumana, ecco, e quindi su questo siamo fortemente contrari, sia di farlo nel nostro Stato ma anche di farlo fuori i confini nazionali, assolutamente sì. Quindi per voi questo è un limite invalicabile, mi pare di capire. Assolutamente. Allora Razzolini, la saluto, so che deve andare, è stato chiarissimo, questa è la posizione di Fratelli d'Italia, e buon lavoro a Tommaso Razzolini che si trova a Milano per la convention del partito. Voleva fare... a tutti voi, grazie. Arrivederci Razzolini. Ruggin. Allora, dobbiamo chiarire un po' di cose. C'è una legge 40 in Italia che dice chiaramente che quello chiamato volgarmente utero in affitto, ma sarebbe da chiamare appunto gestazione per altri, è vietato. Quindi in questo momento non si può fare. Questo dal 2004. Dal 2004 è già vietato. Quello che vuole fare l'amica Giorgia, amica per modo di dire ovviamente Giorgia Meloni, è quello di vietarlo anche se lo si fa in altri paesi del mondo. Cosa di difficile attuazione, perché come se io vado a mangiare la carne di balena in Norvegia, dove qui è proibito, è difficile che tu mi possa mettere in manette una volta che io torno in Italia, perché se io rispetto quelle leggi di quel paese è difficile. Quindi è una cosa totalmente propagandistica, falsa, inutile, eccetera, eccetera. Detto questo, gestazione per altri
altruistica invece è una proposta di legge che hanno fatto l'associazione Luca Coscioni e i radicali proprio per regolamentare il fenomeno, perché quando io non regolamento il suicidio assistito dell'eutanasia, cosa succede? Che appunto, come diceva Razzolini, creiamo dei cittadini di serie A e di serie B, dove chi ha i soldi va a comprarsi i diritti all'estero, ad esempio anche il suicidio assistito, e chi non ha i soldi invece resta Quindi qua. si tratta di regolamentare. Esatto, regolamentiamo un fenomeno che nel 90% sono coppie, ricordiamolo sempre, eterosessuali, tante donne senza utero, tante donne che hanno problemi appunto di fertilità. Diamo la possibilità in maniera gratuita, senza compenso di denaro, come già avviene in Grecia, in Portogallo, in Spagna, nel Regno Unito. Non parliamo dei paesi di sfruttamento, India, Thailandia, stiamo parlando di paesi più evoluti e democratici. C'è la possibilità, un fenomeno che esiste, di regolamentarlo. Se non lo regolamento, la gente continua nel Far West ad andare all'estero a fare quello che deve fare. Ecco, Baldin ne stava parlando prima e l'ho interrotta. Baldin. Sì, esiste questa legge quadro, questa legge 40 appunto che vieta l'utero in affitto, che è una pratica appunto decisamente scandalosa dal mio punto di vista, e non sono proprio tanto d'accordo sulla regolamentazione. Credo serva insomma una presa di coscienza maggiore, serve una maggiore riflessione su questo tema. Proprio rimanendo sul punto, la proposta di legge che fa Meloni è, oltre che inapplicabile, decisamente fuori luogo, perché si va a colpire appunto chi commette questo reato, che per la legislazione italiana è un reato, all'estero, quindi in un altro paese che magari insomma regolamenta la materia e quindi non ha nessun senso, è assolutamente inapplicabile. Quindi è vero, si tratta di una trovata pubblicitaria, propagandistica che sì, ai fini elettorali posso capire, siamo in tempo di elezioni sotto amministrative, quindi magari lo si fa per lanciare un po' un tema che vede sicuramente tanti favorevoli appunto a questo reato, ma certamente non stiamo dando una giusta informazione ai cittadini. Ecco, lei Quello dice, che mi pare è di reato capire, qui in Italia può non esserlo anche in altri paesi, quindi ognuno ha una propria legislazione nazionale penale. Quindi mi pare di capire, Baldin, la sua posizione un po' composita, nel senso no all'introduzione di un reato, però massima cautela nell'affrontare l'argomento, se ho ben capito. Il reato già esiste, non possiamo parlare di reato universale perché c'è il diritto internazionale, certo, che regna su queste il reato sulle per chi va all'estero, ovviamente. Esattamente, quindi è del tutto inapplicabile tecnicamente. Dovremmo chiedere a Meloni cosa intendeva dire con questo, cosa intendeva insomma appunto con questa proposta, perché attualmente è inapplicabile per il nostro diritto e ricordo appunto che se vogliamo parlare di un diritto universale, un reato universale, c'è già il diritto internazionale che si occupa di questo e non ovviamente la legislazione italiana. Non so se Meloni stia pensando davvero che la famiglia che torna col bebè alle frontiere italiane di mettere in carcere la famiglia col bambino, quando quello Stato non riconosce la portatrice come madre, ma riconosce quella coppia che sta tornando in Italia come i genitori. Cioè è davvero complicata la questione, stiamo attenti. Quindi il mio corpo, anche sull'interruzione di gravidanza, l'abbiamo detto per tempo, il corpo è mio e ne faccio quello che voglio io, invece qua il corpo è mio e ne faccio quello che vuole Giorgia, e non deve essere così. Lasciamo libertà davvero alle persone di scegliere. Grigoletto. Sì. Ma io condivido sinceramente quello che hanno detto gli ospiti che mi hanno preceduto. Mi dispiace che non ci sia più la possibilità di interloquire con Razzolini, magari insomma anche in diretta ci poteva aggiornare anche su quello che pensa la Meloni, perché effettivamente come diceva chi mi ha preceduto appunto, è davvero difficile capire cosa abbia in mente. Probabilmente, ma è solo un'ipotesi, sia chiaro, si sta forse un po' montando la testa, perché abbiamo visto anche nel filmato che avete mandato che lei sul interlocutore è Biden, che vuole intervenire nella legislazione degli altri paesi. Io sì, condivido in pieno che è pura
pura propaganda e non c'è altro, non c'è attenzione verso quelli che sono davvero esigenze, diritti di uno Stato di diritto, ma voglio dire non sono questi di cui stiamo parlando. Si citava prima il DDL Zan, come volevasi dimostrare, no? Si è fatto naufragare con i più assurdi pretesti, ma il motivo è fondamentalmente di carattere politico. Allora io credo, e lo ripeto da un po', ma lo ripeto anche alla mia comunità politica, che sarebbe il momento di smetterla con questo approccio del fare politica di parte, guardando soltanto a quello che può essere un tornaconto elettorale che poi puntualmente non ritorna, non c'è elettoralmente, perché giustamente non solo la comunità scientifica ma anche i cittadini elettori sono più avanti di certi politici. C'è uno scollamento, diciamo, fra partiti e società civile, questo ce lo diciamo spesso, e la questione è anche trasversale. Grazie davvero Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Grazie Roberto Grigoletti, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso. Ruggin resta ancora con me qualche minuto, perché adesso andiamo a Vicenza, perché c'è una bella storia che vi dobbiamo raccontare, una storia di guerra ma soprattutto di pace. Lei è Mary Mion, portabandiera di un ricordo ancora vivo. Era il 28 aprile 1945, quando le truppe americane arrivarono a Vicenza. Oggi si celebra il 77° anniversario di quella data storica. I soldati statunitensi, stremati, affamati, presero dal davanzale della casa in cui abitava Mary la torta fatta per il suo compleanno. Compiva 13 anni. E oggi, a 90 anni, racconta le immagini ancora impresse di quella notte di terrore. Sentivo tutta la notte canonate e non sapevo che avevo il comando americano a 100 metri. Io ho spiato per la porta di casa e è passato uno in bicicletta vestito, ha visto che avevo paura, avevo 13 anni e ha detto: sono americano. E allora mi sono scoppiata a piangere, dopo è stata una gioia per tutti. Oggi una restituzione simbolica durante la cerimonia per ricordare i soldati feriti e uccisi negli scontri che avvennero in quei giorni in Corso Santi Felice Fortunato e Piazza Castello, e il fondamentale contributo alla liberazione di Vicenza da parte degli uomini dell'88esima e 91esima divisione di fanteria. La cerimonia, che si è svolta al Giardino Salvi alla presenza delle autorità civili e militari, ha voluto ribadire il rapporto di vicinanza e partnership tra le due comunità, vicentina e americana, in un momento in cui la guerra è tornata ad essere attuale. Questa cerimonia ci ricorda quanto importante sia mantenere un'alleanza molto stretta con i nostri partner e soprattutto questa cerimonia è voluto essere un regalo di compleanno per la signora Mary Mion. Credo che questo sentimento di riconoscenza in effetti non sia mai stato sopito nella comunità nazionale e in quella vicentina. Poi insomma quella vicentina in modo particolare, perché evidentemente è un sentimento che si è via via andato rinsaldando con questa presenza importante della comunità statunitense. È una bella storia questa, Ruggin. Assolutamente sì, e che sia l'insegnamento anche ai tanti anti-americani che in questo momento della storia attuale ci sono in giro per il mondo, perché davvero se non ci fosse stata comunque l'America, noi in quell'epoca non avremmo anche ricostruito l'Europa. Quindi grazie, e sicuramente un bel gesto anche dal popolo americano. Grazie Alberto Ruggin, più Europa, grazie per essere Grazie a voi, buona giornata. Qui con noi. Io vi ricordo i principali temi di questa giornata su tutti. Il bambino di 6 anni deceduto questa mattina alle 5:50, un giovane paziente originario di Codevigo che è giunto nelle prime ore della mattinata già senza vita presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Padova. Il decesso è sopraggiunto mentre il paziente
27, ce lo ha raccontato anche il nostro Guido Barbato, collegato da Noventa Padovana, veniva trasportato dall'ambulanza del SUEM 118 di Piove di Sacco verso Padova. Il bambino dal 27 aprile era positivo al Covid, così quindi a Padova. E vi abbiamo anche raccontato di un incidente sul lavoro, l'ennesimo grave, avvenuto questa mattina a Nervesa della Battaglia. Un uomo travolto dal muletto rischia l'amputazione del piede, questo alla vigilia di un 1° maggio, con i sindacati che hanno posto in maniera forte il tema della sicurezza sui posti di lavoro. Il trend degli infortuni è in crescita. E poi un incidente stradale, l'ennesimo questa mattina a Mestrino, un anziano travolto in zona industriale da un'auto, è in fin di vita. Questa quindi la situazione. E caccia poi al bandito a San Fior, siamo nel trevigiano che ieri ha aggredito e rapinato un 90enne che si trovava nella sua abitazione. Ci ha aggiornato da San Fior con il sindaco, la nostra Francesca Bozza. Tutti questi temi saranno affrontati ovviamente questa sera a partire dalle 18:30 nel corso dei nostri telegiornali, e poi c'è tutto il tema della fine delle restrizioni. Da domani infatti si cambia registro, quindi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie dalla regia, un grazie quindi ad Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. Grazie a tutti voi ovviamente per la cortese attenzione. Ci rivediamo alle 18:30 puntuali.